e direi di cominciare, dai. Allora, eccoci qua, non so dove guardarvi, ci guardiamo nell'anima, sono molto emozionato. Napoli prima fascia, sono molto emozionato. Ovviamente ci sono tanti accoppiamenti di grande fascino, non c'è dubbio, perché c'è il Galatasaray con Mertens, c'è il Lens con Danso, c'è Lot, ci stanno moltissime cose che potrebbero accadere subito e vediamo se accadranno. Tore mi dà dell'ansia subito, vi saluto tutti. C'è Tore, c'è il Killer, Mostarda, Luigi, Catello, buonasera Luca, Antonio, Edoardo ha preso la maglia del Napoli, molto bene. In quarta girano gli squali, senza dubbio. Nicola, Cristian, Vincenzone, bravissimo. Questa dovrebbe essere la strategia. Vedi, c'è Vincenzo e c'è contemporaneamente anche Alessandro. Io vorrei far partire un concerto rock, onestamente. Voi non avete idea, io sì. Due cantanti straordinari, proprio orgoglio della nostra Napoli. Vi abbraccio tutti e prima di cominciare, dato che manca più o meno una decina di minuti, saluti da Bisaccia, da Avellino, Biagio, Spino. Spot di Sky sulla Champions League, bellissimo, ci segnala Francesco. Tra l'altro Francesco, io ringrazio pubblicamente per avermi girato, l'ho girato su Azzurro Fluido Instagram, un approfondimento di cronaca di spogliatoio sulla questione del ranking che ti porta poi al mondiale per club, che è una competizione ricchissima, e il Napoli sta lì, ma se la deve battere col Milan, il Milan è in grande vantaggio. Bisogna superare la Juve, che non può fare punti ovviamente quest'anno. La situazione del ranking, onestamente, come mi diceva anche Francesco, Guido ce l'aveva detto in tempi non sospetti, tutti quanti, no, ma usciamo dalle coppe per concentrarci al campionato, e invece no, è una delle cose più importanti del mondo il ranking, e non ci pensava mai nessuno. Un saluto Fabio, il principe, un saluto Enrico. Ti giro i saluti a Guido senza dubbio, un saluto da Verona, dove giustamente prima fascia, stavolta dalla terza fascia il Milan va fuori al girone al 100%, spera solo di evitare il Newcastle vittorio. Allora ragazzi, manca di 10 minuti, io c'ho un giochino che mi hanno proposto gli amici abbonati, lo facciamo insieme con un Abrabam tattico, guardate, che cosa succede? Succede che possiamo fare una simulazione di perché voi avete fatto le vostre previsioni, le vostre speranze, le vostre paure. Qua possiamo fare un anticipo di sorteggio vero e proprio, quello che esce, lo possiamo fare 500 volte, non ha nessuna importanza, però secondo me il primo lo teniamo presente come giochino e vediamo che succede. Allora scegliete una pallina di queste, 1, 2, 3, 4, 5, da 1 a 8, ditemi dei numeri e vediamo il numero che dite più di voi. La facciamo così, diciamo, per democrazia, per alzata di mano. C'è anche Claudia, Giancarlo, Filippo dice 3,
Killer dice qui 5. Partono i numeri, allora leggo 4, 2, 7, le state dicendo tutti, 3, 5, 8, 1, 8, 4, 5, il 7, 3, 7, 3, stanno aumentando i 7, Diego Pugliese dice 7, 4, 2, 8, sempre 7, e allora direi che 7 è quello che ha un pochino più, sì, andiamo col 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ci clicchiamo sopra, era uscito il Benfica. Ora, dato che il 7 era il penultimo numero, prendo il resto delle palline, quindi Benfica gruppo A, prendo il resto delle palline sempre dalla penultima, se no non ne usciamo più, aspetto tutti i vostri numeri. Andiamo così: City nel gruppo B, Barcellona nel gruppo C, Paris Saint-Germain nel gruppo D, Bayern di Monaco nel gruppo E, Napoli nel gruppo F come fluido, dai! Dopodiché Siviglia e Feyenoord. Partiamo quindi sempre dalla penultima per sfizio, andiamo a vedere chi viene accoppiato. Ecco, possibile gruppo per l'Arsenal, e qua devi prendere, faccio sempre la penultima proprio per andare veloce. L'Arsenal va con il Barcellona, possibile gruppo per il Real Madrid, e qua già vedi, ma perché il Real Madrid deve andare per forza con il ma perché? Attenzione, l'abbiamo scampata in questo caso. Real Madrid va col Feyenoord, andiamo avanti. L'Inter non lo possiamo prendere, va col Paris Saint-Germain, andiamo avanti. Il Porto con il Bayern, andiamo avanti. Manchester United, sempre la penultima pallina. L'abbiamo scampato anche il Manchester United, penultima pallina per l'Atletico Madrid che va con il Manchester City, penultima pallina per il Lipsia che deve andare per forza con noi. Quindi abbiamo preso il Lipsia in questo giochino e il Dortmund va là. Io mi sento il Dortmund, perché poi segnatevele queste cose, fate i clip. Io mi sentivo il Dortmund in seconda fascia, mi sento il Braga in terza fascia e poi il quarta fascia è tosta proprio, il Galatasaray, è il Galatasaray di Mertens, Andiamo a vedere velocissimamente la Lazio e la Stella Rossa. Il Milan non lo possiamo prendere, andiamo avanti. Shakhtar, abbiamo preso lo Shakhtar in questa cosa qui. Magari andassero così veloci sarà uno spasmo, sarà difficilissimo. Molti che vi leggo, ovviamente quelli che vivono all'estero, hanno una speranza di poter andare a vedere la partita contro il Napoli. Andiamo a vedere come continua. Quindi il Braga l'abbiamo saltato e si sta delineando, ragazzi, si sta delineando. Il Copenaghen, il PSV anche fascinoso se ci va a Lozano. Andiamo a vedere cosa succede. Ecco qua il Lens, per esempio. Il Lens c'ha quel fascino di incontrare Danzo e di fargli un cuore così. Andiamo a vedere. No, non l'abbiamo preso il Lens. Real Sociedad, anche questa è una partita che noi conosciamo bene. Gruppo A. Newcastle, attenzione, grandi possibilità, perché o va con noi o va con il Milan. L'abbiamo scampato il Newcastle, bene. Galatasaray, vediamo se me la sono sentita bene. No, saltiamo Mertens. Mamma mia, come sono emozionato solo per la simulazione. Immaginate cosa succede tra 5 minuti. Union Berlino, Young Boys non mi dispiacerebbe, e invece niente da fare. E l'Antwerp, niente. Di conseguenza il Celtic. Questo è un bel gruppo, Nando da Bristol, ti abbraccio, grazie mille. Insomma, ragazzi, se dovete, sta andando troppo bene, si vede che è fake, hai ragione. Non male,
Se sono così le cose, gruppo A, Benfica, Dortmund, Lazio e Real Sociedad, molto equilibrato. Questo è il gruppo morte, che è difficile, sì, forse il Dortmund un po' più avanti delle altre, ma le dobbiamo veramente vedere in campo. Si danno mazzate nel gruppo B. Manchester City, Atletico, Stella Rossa e Galatasaray, Barcellona, Arsenal, PSV e Anversa nel gruppo C. Gruppo D, Paris Saint-Germain, Inter, Braga, Union Berlino. Queste sono le due che dovrebbero passare, le prime due. Gruppo E, Bayern, Porto, Copenaghen e Lens. Facile per il Bayern, secondo me. Il nostro gruppo non è male, non è assolutamente male. Siviglia, Manchester United, Salisburgo e Young Boys. Anche qui sono 3 squadre per 2 posti. Feyenoord, Real Madrid, Milan e Newcastle è proprio un gruppo tremendo. Cioè nel gruppo H di questa simulazione la prima fascia è quella più scarsa. Proprio onestamente, Real Madrid è terribile, il Milan è terribile, il Newcastle hanno una quantità di soldi e giocano pure bene. Di conseguenza, amici bellini, andiamo a vedere. Io la dovrei seguire su Paramount Plus. Watch now, fammi vedere, devo stare attento con l'audio perché ovviamente live event starting soon. Devo stare attento con l'audio perché la Champions, lo sapete che sono terribili, ti flaggano subito, ti buttano giù il video e poi dopo ci pensano, poi dopo tu devi fare come si dice, il ricorso, poi dopo loro accettano il ricorso, nel frattempo tu hai perso un sacco di visualizzazioni perché sono dei cattivi presagi, cattivi ragazzi. Abbassiamo il volume, se no non capisco nulla. E ringrazio il Perrone, è scomparso tutto, aspetta un attimo, aspetta un secondo, che sta succedendo? Sono emozionato, ragazzi, veramente, non credete che stia scherzando. Pronostico Napoli, Atletico Madrid, Braga e Galatasaray. Ce lo segniamo. Ragazzi, io poi commenti, me lo posso segnare con la stellina, ecco, stellina, esatto. Se avete dei pronostici da fare, io me lo segno con la stellina e poi vediamo chi vince. Galatasaray lo mettiamo sicuro, anche in privato il Galatasaray se lo sente Valentina. Una tra Leano e Manchester mi sembra scontata e dico Salisburgo. Paramount Plus! Esatto. Peppe Di Palma, like più workout in palestra sperando. Alla grande Peppino, vai che sei in grande forma. Real Madrid, Salisburgo e Newcastle. Per me Arsenal, Stella Rossa e Galatasaray. Bellissimo girone anche questo, Armando. Facciamo Dortmund, Copenaghen e Anversa, provincia di Caserta. Fanno pure a mozzarella, grande Vincenzone, leggera ansia. Dove fanno vedere il sorteggio in chiaro? Andrea, dappertutto, se non sbaglio anche su YouTube il canale della UEFA, se non sbaglio. Ci sono 1000 modi veramente di vedere, Sky ovviamente, Paramount Plus. Però voi che adesso che vi ho detto questa cosa, voi comunque dovete stare sintonizzati con me, dovete lasciare i like. A proposito, siamo in 350 like, subito 300 like per gradire Napoli, Atletico, PSV e Lens. Ci segniamo anche questo di Umberto, Napoli, Atletico, PSV e Mertens per Joseph. Il pronostico di Gargaroz, me li sto segnando tutti, sarà un macello. Ansia per Nicola. Jacopo dice Real Madrid per farci le ossa. Sergio, Dortmund, PSV, Union Berlino. Io poi sono curiosissimo di sapere chi manda il Napoli, no? Devi sempre inquadrare qualcuno. Il Napoli di solito sorteggi delle coppe non ha mai, o non manda nessuno o c'è Lombardo. Vediamo chi manda. Insomma, le altre squadre onestamente con tutto l'affetto mandano le vecchie glorie, mandano i vari Paresi, Zanetti eccetera eccetera. Vediamo il Napoli se manda Sinicropi, se manda Meluso, qualche cosa, devono farlo queste cose, o va proprio De Laurentiis, non lo possiamo sapere. Lo scopriremo tra pochissimo. Napoli, Porto, Salisburgo e Anversa per Umberto, Dortmund, Salisburgo e Lens per Giuseppe,
Real Madrid, Salisburgo e Sociedad. Questo non è possibile, Raffaele, perché Real Madrid e Real Sociedad non possono stare nello stesso girone all'inizio, si possono incontrare più in là, ma nel girone le stesse nazioni non si possono incontrare. Per superare la Juve in pratica dobbiamo vincere tutte le partite dei gironi ed arrivare in semifinale, sperando, questo è il punto, caro Marco. A proposito, fatemi tornare in una situazione di normalità, con un Abraham tattico, perché poi le scriviamo così. Napoli seconda, terza e quarta. Napoli seconda, è pure bello da vedere. Sì, esatto, dobbiamo anche gufare il Milan perché sono avanti con noi nel punteggio, quindi se loro già passano il girone, se non sbaglio già superano la Juventus, noi dobbiamo andare almeno agli ottavi, se non ho capito male, lo scopriremo con più certezze. Frattempo qua si parte in tempo. Forza Napoli King, prego per l'Unione, vede il Napoli a 3, fermate di Sban, grande. Dortmund Braga Celtic per Carlo, Dortmund PSV Lens, ma il Galatasaray per via di Mertens. Mamma mia, immaginate, non voglio proprio immaginarlo, se Mertens fa... L'unica speranza, proprio per una grande, come si dice, un romanticismo che ci rimane, Mertens segna pure un gol contro di noi, si mette proprio a piangere, chiede scusa a tutti, così, però poi vinciamo 2-1, cioè cerchiamo di non creare delle tragedie. Mertens ha fatto un gol nei preliminari di Champions che, se non ve lo siete visti, vi siete persi un dipinto, uno schema da calcio d'angolo, palla volante dietro, lui dal limite dell'area al volo di destro a giro, una cosa incommensurabile. Napoli, Dortmund, Copenaghen e Lens per Brockfire, anche su Prime per chi lo ha ovviamente. Pronostico di Samuele: Napoli United, Salisburgo Galatasaray. 162 like sono pochini, siamo quasi 400, siamo 400 ragazzi, dai, ce la possiamo fare. Porto Stella Rossa Lens, dai. Sono arrivati 2 pound che però non sono usciti perché io sto sulla situazione, allora mi devo spostare di qua per farvi vedere le cose. Un abbraccione al Tore Falanga. Nel frattempo parte proprio il red carpet, non ve lo posso far vedere, però c'è un red carpet proprio bellissimo. Vabbè, me le direte voi le cose belle, me le direte voi. Napoli contro Mertens, Lozano Danzo. Mertens, Lozano Danzo possono fare, no, Danzo, o Mertens o Danzo, perché il Galatasaray è in quarta fascia, esatto, uno dei due, o Mertens o Danzo. Il PSV è possibile, ma entrambi è impossibile. Si comincia col pianoforte. No, amico mio Ufox, non lo può, assolutamente no, proprio perché se io faccio stessa piattaforma con quelli là che hanno i diritti e lo fanno vedere, anche se è in chiaro, voi potete vederlo, ma se io se lo lancio purtroppo sicuro mi bannano, non posso farlo vedere. Io anche con la reaction a volte mi hanno flaggato anche dei contenuti dove non facevo vedere niente, ne parlavo solamente e me l'hanno flaggato, quindi è un rischio che non ne vale proprio la pena. Napoli, Real, Copenaghen, Newcastle. Proprio a soli di pianoforte. Porto, Union, Shakhtar, speriamo, così mi costa poco una trasferta. Meglio prendere un inglese nella seconda fascia per evitare Newcastle in quarta. Ottima strategia. Napoli, Real, Braga, Lens. Napoli, Lipsia, Salisburgo, Young Boys. Sento sassofoni. 4-3-2-1 con i due stretti, Umberto. Sì, e più o meno lo stiamo vedendo, dipende molto dalle caratteristiche. Adesso sto leggendo, sta anche Kvara trequartista, non è proprio trequartista, è che era appena entrato in campo e voleva il pallone, voleva spaccare tutto. Kvara lo fa anche con il Sassuolo l'anno scorso, che va dall'altra parte e fa il cross per Osimhen.
sono movimenti, il 2-1, il 3, il 1-1-2, sono veramente, è difficile inquadrarlo ed è anche inutile inquadrarlo. Se c'è Raspadori è quasi 2, con Lindstrom che secondo me anche lui ama svariare dappertutto, può considerarsi un 2, però anche dai 2 trequartisti Lindstrom si muoveva tantissimo, quindi dobbiamo vederlo in campo e vedere poi le posizioni medie alla fine. Possiamo avere una sensazione all'inizio e poi dopo lo scopriamo. Grazie Massimo. Lipsia, PSV e Newcastle, Napoli, Manchester, Stella Rossa, Celtic. 6 vittorie, è molto difficile, è molto difficile, seriale. Napoli, Real Madrid, PSV, Newcastle e la faccia viola che piange. Giustamente. Allora, 214 sono ancora pochi like, ragazzi. Dai, datemi sfizio perché sto combattendo contro i colossi. Ho fatto la simulazione, amica mia, guarda, è uscito un bellissimo, vediamo se... sta là, gruppo F, lo vedi là, Napoli, Lipsia, Shakhtar e Celtic, tutte squadre fattibili, gruppo difficile perché non c'è una che domina, se no il Napoli che dovrebbe dominarlo questo gruppo qua, è un gruppo buono, se esce questo dobbiamo esultare, però andiamo con calma. Vi immaginate Napoli-Arsenal, Kvara, Sacco, Simone, Martinelli, Odegaard, è bellissimo, mamma mia. Allora, se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo. Nel frattempo, the best club competition. Io lo sto ascoltando in inglese, ovviamente, voi mi potete dare degli spunti in italiano. Lindstrom è più incisivo in questo Napoli, se gioca al posto di Zielinski per via dello strappo e del dribbling. Fai bene a dire così, Dario, perché Lindstrom può tranquillamente diventare mezzala in questo 4-3-3. È giusto, adesso noi lo immaginiamo esterno destro perché ci finisce in maniera naturale durante lo sviluppo del gioco e perché stiamo vendendo lo Za. Però ci troviamo in un momento in cui ci sono molti ruoli jolly, c'è Elmas, c'è Raspadori, c'è Lindstrom che possono fare tantissimi di questi ruoli, esterno sinistro, esterno destro, mezzala sinistra e destra, e quindi c'è da capire, c'è da mandare al manicomio Garcia. Fini Junior. Kvara. Il bambino con la maglia di Kvara. Vedo Kamada. Kvara, l'ho visto! L'ho visto. Sergio Ramos, Kvaratskhelia. De Bruyne. Voglio, Kvara è una star. È una star, l'abbiamo fatto diventare noi una star da pochissimi followers che aveva, adesso ce ne ha 3 milioni, è una star assoluta. Bello questa intro con i video con i bambini. C'è un bambino che palleggia di testa come Leao. Eccolo il nostro Kvara. Cagliari Italia Barella. Ci somiglia pure. Spettacolo questa intro. Yes. Ragazzi, non lo so se è la prima volta, ma io non me la ricordo un hype così ben fatto, tutta una presentazione, un intro così mondiale, Forse siamo noi che siamo prima fascia e quindi siamo più esaltati e siamo più attenti? Salah, Almada, Portugal, il dribbling di Kvara. È l'ultimo anno di Champions superato in questo modo. Esatto. Esatto, bisogna andare avanti.
Kvaratskhelia, no, e poi che fanno vedere il tiro sbagliato. Questo non me lo dovevano fare. Non me lo dovevano fare qui. Grealish, la narrativa, ma serio? Cioè Barella da esultare e ma no. Vabbè, poi si arriva alla fine ovviamente con perché l'Inter giustamente arriva con il Manchester City e quindi è il percorso, bisogna dirlo, e lì è il momento in cui il Napoli esce e qui VDL ai sorteggi? E non lo so, amico, lei si occupa del marketing, non dovrebbe essere il suo ruolo, però non mi dispiacerebbe. Vediamo Haaland che esulta, quindi tutto il percorso. PSV meglio di no. Meglio a Cossino Zubiglino subito a cavare dei vistiamoli, ma serio? Bellissima clip che sintetizza il fascino della Coppa del Calcio, veramente molto bella, dai. Veramente molto bella, c'è Grealish esausto e il City che alza la Coppa. Grande fascino, grande fascino. C'è Sarace, esatto. Eccoli. Questo è il direttore del Manchester City. Seconda fascia è proprio brutta con un inglese, io me la prendo sempre più volentieri di altre. Bella storia l'anno scorso, ma ora concentrati sul presente. Director of Football. Bonucci sarebbe in lista Champions con l'Union Berlino perché a sto punto è nato gol e non ce l'hanno nessuno. Hai ragione, Nicola. Vediamo se lo possono mettere in lista, se lo prendono in tempo. Credo di sì a questo punto. Ma non brugliate. Il direttore sta a Patan. Cronaca di Sky Italia Bruttariella. Andiamo senza paura. Come la hit che si Kvaratskhelia l'ha detto abbastanza bene. Individual Awards, il miglior giovane? London. Two special guests. Abital. ...62 presenze in Champions League. Due volte vincitore. E Joe Cole. A proposito di inglesi, ragazzi, qua è uscita una voce di mercato che io non ci credo, però Dier del Tottenham sarebbe veramente 6 gol in Champions League per Joe Cole. In prima fascia siamo noi, Francesco. A che ora stanno? Non lo so, cioè, ovviamente ragazzi qua la presentazione, prima di arrivare alle palline ci vorrà del tempo, ci dobbiamo godere lo spettacolo.
Sì, Christian, appena ho letto il nome, perché può fare veramente tutto in difesa e lo puoi anche mettere, l'idea di Garcia di mettere Ostigard lì, ci puoi mettere Dier al posto di Lobotka come mediano difensivo veramente mondiale. Veramente mondiale, può giocare terzino destro, quindi puoi far riposare Di Lorenzo, può giocare, diventa però secondo me titolare insieme a Rachmani, per capirci, alto, 29 anni, non vecchio ma maturo, uno che ha giocato in Premier League tutta la vita sua, grosso, sarebbe un grandissimo colpo. Un abbraccio a Miami, dove sta Carmine? In verità sia l'anno scorso che quest'anno sono stati gli altri che scongiurano noi, ormai siamo una realtà, questo è vero, ma soprattutto da seconda, terza fascia il Napoli è sempre stata una mina vagante che preferivano non incontrare. Adesso da prima fascia, onestamente, sì, siamo è chiaro, se tu ti sei mantenuto Kvara, ti sei mantenuto Simen, siamo spauracchio, senza dubbio, non ci vogliono incontrare. Preferiscono probabilmente incontrare un Feyenoord, il Benfica non lo so come sta messo quest'anno, o forse un Seviglia è più, forse visto più di buon occhio rispetto a un Napoli. Poi Barcellona, City, Bayern, Paris Saint-Germain non li vuoi incontrare, onestamente. La finale sarà a Londra. Please do whatever. Demme alla Fiorentina quasi fatta, leggevo. Che emozione vedere il nostro Napoli nel tabellone tra le grandi d'Europa. E niente, è uscita sta voce, in realtà stavo approfondendo, si parla anche di offerte rifiutate da parte del Bayern di Monaco, se non mi sbaglio, cioè il Bayern di Monaco che offre per prendere Dier del Tottenham e non hanno accettato l'offerta, se non mi sbaglio. Insomma, la vedo veramente difficile. È uscito sta voce, l'ho riportata, ma la vedo molto difficile. No, è chiaro, non può mai riposare. Giorgio Marchetti. Dai, saluti da Berlino. Ho perso, mi stavo dicendo pure italiani. Dai, speriamo Pasquale, speriamo. Il nostro noi l'abbiamo fatto, teniamolo presente. L'analisi tattica sta qua, non è male, ma mi sembra un po' chiedere troppo. Allora, incrociando le dita e facendo gli scongiuri da un mese, grande Angela. It's coming home. In effetti sì, non portò bene quando dissero questa cosa gli inglesi, a loro, portò bene a noi. Napoli, Atletico Madrid, Braga, Galatasaray, ci segniamo anche questo di Stefano. Possiamo incontrare Vertez? Assolutamente sì, è in quarta fascia. Man United, Copenaghen, Galatasaray. Cosa ne penso di Alessio Zerbin, che è un cavallino che si impegna tantissimo, che puoi tenertelo come jolly da mettere su una delle fasce in attacco o anche in difesa, ma non dovresti mai arrivare a questo, secondo me. È uno di quelli che dovrebbe giocarsi un anno in Serie A in una squadra di media classifica come Gaetano, per capirci e per vedere quanto con continuità può dare alla Serie A. Nel Napoli sei ovviamente un comprimario, ma sei l'ultima delle mie scelte, forse la penultima, Zedatka forse è l'ultima. Le 3C, Ciolo, Ciuchi e Ciro. È vero, perché c'è anche il fascino della sfida con l'Atletico Madrid. C'è ancora qualche possibilità di vedere in azzurro Lo Celso? La vedo difficile, Pasquale, la vedo difficilissima. E ci presentano le prime, ma io sto molto in ritardo rispetto a voi, ragazzi. Io sto live, sto vedendo le prime, adesso ci stanno facendo vedere i nomi. Perry, I missed the first part of your live. Can you please tell us the team you want to Napoli to play against? Hello from New Jersey. Quelle che voglio, I can't tell you what I want, because whatever we get, it's gonna be hard. I can tell you what we anticipated, totally random,
Lipsia, Shakhtar and Celtic. I feel that it could be something like Borussia Dortmund, Braga e Galatasaray. Quelle che ho detto io sono Dortmund. Fammele scrivere perché sennò me le perdo. Io dico Dortmund, Braga e Galatasaray. Stanno spiegando tutta la cosa delle palline e come fanno gli imbrogli. Sono in anticipo rispetto a te, ok. Sto indietro di 20 secondi, benissimo. 20 secondi sono tantissimi. Porca troia. Vabbè, evidentemente è Paramount Plus che sta in ritardo anche lì. Ok, allora vuol dire che, ragazzi, se voi siete in anticipo, corna curta, il Napoli in Champions, gradino sotto, è stato proprio così. No, non me gli ho scritto, ma non ci siamo sentiti oggi. Anche rispetto alla live, che ovviamente c'è un pochino di ritardo, la puoi vedere su YouTube, ma non posso aprire un YouTube mentre sono live su YouTube, diventa un macello, quindi sono da telefonino su Paramount Plus. Tu dici, Valerio, che se vado su YouTube sto in anticipo? Virgin Media Sport non penso che posso andare su. Non spoileriamo, sarà impossibile, Antonio. Devo evitare di vedere la chat per avere la mia reaction vera e propria. Giuseppe, l'ho ripetuto 50 volte. Dai. Allora, per non beccare il Real, ok, di solito il sito della web, sì, è perché... Ok. Faccio un tentativo sul YouTube da telefonino, tanto non sto sul mio wifi. E c'è pure, ovviamente, mi escono le altre cose. Fammi scrivere UEFA Champions League Official Channel, che stanno cercando tutti. C'è il Manchester City che esce prima degli altri, ma il Napoli lo sta facendo vedere perché il sito dell'Inter lo fa vedere. Ok, andiamo sul live. No, dice upcoming, ci sono 4.000. Ci sono 4.400 persone sul sito della UEFA e non è live sullo YouTube della UEFA. Il City lo sta facendo vedere, ma io penso che è meglio che il resto sul Paramount Plus, onestamente. Stanno pescando le prime fasce. Build up. Vediamo se ci riesco. Tanto l'inizio non fa niente perché ci vuole tempo. Dobbiamo solo capire in quale lettera siamo, ma... Ok. Vediamo se lo becco. Vedo lo United. Vedo sempre il Manchester City. Ok, pre-door show. Quindi la UEFA sul build-up... Non leggere più la chat. Ok. Ok. Sul pronostico non ci sta. Quindi io torno, ragazzi, sulla situazione di Paramount Plus, altrimenti impazzisco. Il sito del curling. Ok, adesso c'è la chat, ma ci sono le vostre cose di prima. Lasciate i like, non vi dimenticate. Seviglia, quindi fate conto, adesso ha cacciato il Seviglia. Se vi volete mettere in pari con me, Seviglia gruppo B.
Sevilla in gruppo B. Napoli! Napoli! Gruppo C! Napoli! Fantastic run. Excellent performance. Esatto. Benfica in gruppo D. Vabbè, qua insomma non dobbiamo, sappiamo Napoli gruppo C e quindi già va bene, a posto. No, non posso uscire da questa situazione qua, sto a posto. Bayern sull'A, quello mi ero perso, benissimo. Quindi il Feyenoord in gruppo F. Mi sono perso. A, B, C, D, E il Feyenoord. F, PSG. C come Champions. C come Caiuste. Il City nel gruppo G. E quindi resta il Barcellona. Bene, C come Ciolito. Non ci arrivo, hai ragione Enrico, mi devo calmare un attimo. Le 4 C, esatto, il gruppo C, Ciolo, Ciolito. Quindi giochiamo di martedì pazzesco e questa è già una cosa importante. Oh loco, Real Madrid su. Ora attenzione. Quindi non possiamo prendere, no, chiedo perché non sono sicuro. Sul gruppo C non possiamo prendere il Real Madrid? Perché il Real Madrid dovrebbe giocare nel gruppo FGH? Chiedo. Sorteggi forti, destini forti. Il Real sì. Non possiamo prendere il Dortmund, quindi già quello che avevo detto io già non è. Bene. Il Siviglia è dal lato nostro, in teoria il Real dovrebbe andare nel lato opposto. Dome. Il Real si litiga con l'Atletico, non possiamo prendere il Dortmund, molto bene. La pallina calda. Borussia Dortmund. Non lo possiamo prendere, quindi non ci interessa. Una tra Real, United, Lipsia e Arsenal. Si comincia a delineare, eh? Si comincia a delineare. Gruppo F, Dortmund,
quindi già una bellissima sfida col PSG. Ranieri, che grande signore. Arsenal, oi loca. Oi loca. Six groups. No, ma c'ha un buon inglese, non voglio assolutamente permettermi. Non posso guardare i vostri commenti. Penso che a macello tutti questi palli. Grande rispetto per chi ha dovuto fare questa cosa a livello matematico. È facile, ma io non ci arrivo. Gruppo B, Arsenal con Seviglia. Arsenal con Seviglia, gruppo B. Ok, penso ragazzi che ci siamo con i tempi, perché non state spoilerando, ci siamo con i tempi. Un bacio! Sto emozionato. I like per favore, che ci divertiamo. Atletico Madrid, il solito padre. Non lo possiamo prendere. Non lo possiamo aprire, non ci interessa. Non lo possiamo aprire. Sono una ventina di secondi più indietro. E allora siete voi molto carini a non scrivere e non spoilerare. Gruppo E. Gruppo Atletico. We go ahead. Vabbè, questo è bello pure da vederselo dopo. Manchester United. Tre possibilità, lo possiamo peccare tranquillamente. Capital, fai il bravo. Poi non lo so cosa conviene a questo punto, ragazzi. Perché chi è rimasto è... United, Manchester United, Bayern, mica male. Ragazzi, e qua si sta stabilendo il Real? Cioè, per forza? Lipsia? Possiamo prendere l'Ipsia? Sì! Lo potremmo prendere, attenzione! Non guardo niente! Non posso guardare niente. Vai Abidal. Facciamo diventare un Abidal tattico, un Ambra Abidal. Dai, mi va bene il Lipsia. Facciamo il discorso del Bragantino. Facciamo esordire Nathan contro il Lipsia. No, gruppo C. E quindi che è rimasto solo la Real Madrid? Cioè, per forza dovevamo prendere Real Madrid. Non c'è scampo. Perché il Real non può andare col Barcellona. È rimasto solamente col Benfica. L'Inter non ha potuto impigliare, quindi non ci riguarda. Inter col Benfica, per forza. O Real non può ir col Barcellona, ha pigliato Real Madrid. Ecco qua. E il Porto va con il Barcellona, ovviamente. Mamma mia, voglio...
Cajuste su Bellingham. Lo guardiamo, sì, adesso li guardiamo i pronostici, amici miei, sì. Adesso guardiamo i pronostici. Mamma mia. Sì, nessuna paura, siamo forti, però che sfiga, dai. Si può dire che è la peggiore che si potesse incontrare? Penso che si può dire. Abbiamo sfiorato la possibilità di una delle migliori con il Lipsia e si può dire che il Real Madrid di queste qua è la peggiore in assoluto. Hanno un'esperienza incredibile, hanno una squadra pazzesca, sono una prima fascia a tutti gli effetti. Però calma, perché l'anno scorso il Liverpool, quindi calma. Vediamo. Banna chi è con te. Il vero tifoso è triste, ma hai ragione. Hanno venduto qua veramente pagliaccissimi, che nessuno può dire niente, onestamente. È la più bella da incontrare nei gironi, sarebbe stato peggio per Carlitova. Se la vogliamo vedere così, sì. Tra l'altro, ovviamente, ne passano 2, tu devi considerare che... Esatto, se le altre 2, però Cuscinetto voglio è proprio difficile, è un discorso che non riesco ad accettare, anche se esce per esempio quella che dicevo io, il Braga, che mi sembra, o la Stella Rossa, non so Stella Rossa e Copenaghen come stanno messe onestamente, non le conosco. L'altra, l'Anversa, voglio dire, il Lens, Young Boys, però quante volte i Young Boys hanno fregato la Juventus? Dobbiamo stare calmi sia con il Real Madrid sia con gli Young Boys. Shakhtar, Eni possono andare dappertutto. Lo Shakhtar, squadra brasiliana, che se non sbaglio non giocano, dovrebbero giocare nello stadio dell'Hamburgo, se non sbaglio, quindi in Germania. Anche questa cosa è un po' strana, perché poi se si incontra, vabbè. Shakhtar con il Barcellona e con il Porto. Vabbè, certo, per quanto riguarda una bella partita al San Paolo Maradona, ma comunque credo che, ragazzi, con questa squadra, con quello che si è fatto l'anno scorso, qualunque ti usciva. Stella Rossa. Crvena Zvezda. Ecco, con lo Stella Rossa, per esempio, c'è il fascino che siamo gemellati, se non sbaglio. Grande tifoseria pazzesca. Guarda come ride quello che ha fatto la mescolata. Dai Abidal. G. City, Lipsia, Stella Rossa. Il City va a vincere un'altra finale. Uffa. Hamburgo, ok, bene. Per non perdere nulla su Azzurro Fluido, unisciti al canale Telegram ufficiale, canale Telegram. PSV Eindhoven, ragazzi, vediamo un pochino se becchiamo Lozano, se lo vendiamo Lozano, perché non lo sappiamo. Nel frattempo io dovrei anche organizzarmi, perché la seconda è uscita
e quindi io qua faccio tutto al volo. Faccio tutto al volo con voi. Real Madrid. Gruppo B per il PSV Eindhoven, quindi non ci tiri qua. Diamine, diamine! Tocca al Milan, non ci riguarda. Non ci riguarda il Milan. F, gruppo D o gruppo F. Dai, dai, dai. Ecco, noi qua, con tutto il rispetto per i tifosi del Milan, noi dobbiamo gufarli per la questione del mondialito e dovrebbero almeno andare nel gruppo col Paris Saint-Germain. Esattamente, Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan, che gruppo di ferro, perché li dobbiamo gufare assolutamente, con tutto il rispetto. È questione di vita tua, morte mia. Ragazzi, rimanete sempre tuned, perché poi alla fine di questi sorteggi Salisburgo A, C o D, quindi potrebbe andare a noi. Salisburgo, anche lì le suggestioni quali sono? L'ammutinamento, perché là è successo l'impossibile. Ricordate il gol di Insigne, l'abbraccio con Ancelotti. They never lost an opening game. Salisburgo va con l'Inter. Ci fanno spantecare tantissimo. Allora, nel frattempo prendiamo per esempio Francesco, non l'aveva beccato perché aveva detto Atletico, lo togliamo Peppe Di Palma, togliamo Diego Pugliese. Lazio non ci interessa, quindi andiamo a vedere. Per me Arsenal, Stella Rossa, no, non è possibile. Dortmund, Copenaghen, non è possibile. Atletico, non è possibile. Chi ha detto Real? Chi ha detto Real? Chi ha detto Real? Tu avevi detto Manchester United, tu avevi detto Dortmund, pronostico per Manchester United, Napoli, Porto, Salisburgo no, Napoli, Porto, Salisburgo, i pound. Copenaghen, attenzione, ci potrebbe riguardare, attenzione il Copenaghen. O vanno nel gruppo A o vanno nel gruppo nostro, il Copenaghen. Copenaghen, Abital. Gruppo A, niente, non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio. Allora, Dortmund, Braga no, Dortmund no, Porto, Stella Rossa no, Manchester United no, Napoli, Real, Copenaghen, Newcastle, ci eri arrivato che prima hai preso il Real, ora tocca al Braga. E quindi il Braga con noi. Ok, il Braga l'avevo beccato. Il Braga l'avevo beccato. Il Braga non è male, Abitale a peso, però il Braga, io non lo conosco, magari il Braga tiene dei giovani fortissimi, non lo conosco, però è uno di quei nomi che ti mette un pochino meno paura dello slot 3, della terza fascia, perché rispetto a PSV il Milan non lo puoi prendere ovviamente, la Lazio, che sono toste per le altre, il Salisburgo comunque è tosta, lo Shakhtar è tosta, il Braga non sbraghiamo, non lo so, va studiato, non mi permetto assolutamente di dirvi bugie di cose che non so. Il Braga è forte ovviamente, ci dice Dario, ma qualcuno sicuramente l'avrà visto. Quindi o Galatasaray o Newcastle. Tu avevi detto Real, Jacopo, non lo so se me l'ho segnato, fammi vedere, perché non li ho presi tutti, siete tantissimi.
Però sicuramente, Jacopo, se tu hai beccato il Real, voi potete recuperare il vostro stesso messaggio nella chat, mi fate uno screenshot, me lo mandate su Instagram e ci divertiamo. E ci divertiamo. Dai. Girone molto latino. Allora, il Real Sociedad non si può prendere, Aldo, perché abbiamo il Real Madrid. Il Real Sociedad non si può prendere. Possiamo sicuramente prendere il Celtic, possiamo prendere il Newcastle, boh, voglio il Lens, e il Lens è possibile. Ci siamo. Che cacchio, Giuseppe, che cacchio. Vai con la quarta fascia, dai. E ovviamente la vicenda Danzo è quella che tiene botta. Dai. Attenzione, Phoenix aveva beccato Real Braga Lens. Phoenix potrebbe... Attenzione perché Phoenix... Attenzione. Real Sociedad non ci riguarda, quindi nel frattempo io posso aggiornare la terza. Posso aggiornare la terza che è il Braga. Quindi Real Sociedad non ci riguarda. Gruppo D. Sociedad. C'era andato vicino Leo con Real Madrid, però PSV e Newcastle non, PSV no. Il Newcastle, attenzione! Capital. Poi fosse colpa sua, poverino. gliela mescolano quell'altro. No? F. Iron Group, gruppo di ferro l'ha chiamato. Paris Saint-Germain, Dortmund, Milano e Newcastle. Ragazzi, attenzione. La gufata ha funzionato, Cioè, boh, uno dice così, non lo diamo per scontato, ma sicuramente è un gruppo Champions che cuba punti. Tocca a Mertens. È un girone tostissimo quello del Milan. PSG, Dortmund, Milan e Newcastle hanno preso la peggiore delle quarte. Il Galatasaray, ragazzi, è fortissimo, Cioè, teniamo presente, sì, il fascino, Mertens, tutto quello che vuoi tu, ma il Galatasaray hanno dei campioni, si muovono bene, sono veramente forti. Attenzione. Perché dopo il Newcastle, secondo me, quella più pericolosa del gruppo 4, della fascia 4, è proprio il Galatasaray. Gruppo A. Galatasaray col Bayern, con United, è tosto questo qua, Tosto. Potrebbe, ragazzi, svilupparsi un gruppo C del Napoli con le due forti, con Napoli e Real Madrid forti, il Braga dobbiamo capire. Tocca all'Union Berlino. Abbiamo possiamo una delle due, o noi o il Siviglia. Potremmo incontrare Bonucci e sarebbe una favola bellissima. Attenzione, si parlava di Union Berlino anche per Dem, poi si è parlato di Hertha Berlino. Dove va Dem? Alla Fiorentina alla fine. Tocca a noi! Union
Berlino. Andiamo a Berlino, Beppe, andiamo a Berlino. Non lo so, ragazzi, come giocano, non ho proprio idea, non ho visto neanche una gara. Non ho visto neanche... Sì, sta andando, lui sta andando. E adesso ci andiamo anche noi. Union è forte, a Berlino, mi porto a Berlino. Amici berlini, andiamo a Berlini. Belle trasferte sicuramente, sono capitali, no? Madrid, Berlino, il Praga, non lo so, ma... Beh. Ragazzi, poteva andarci peggio, eh. Cioè, non ci può... Young Boys, gruppo G, Young Boys... Cioè, la seconda fascia abbiamo preso la peggiore di tutte, non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio. La terza fascia sono soddisfatto del Braga, ripeto che non li conosco, magari sono fortissimi, non ho idea, però come appeal, come cosa internazionale, come brand, come DNA europeo, capiamoci bene, va bene il Braga. Union Berlino secondo me è tosto, e comunque le squadre tedesche sono toste, non si arrendono mai. Però poteva capitarci Newcastle, poteva capitarci Galatasaray, Real Sociedad. Quindi sono soddisfatto a metà. Soddisfatto a metà. Tocca al Celtic. Celtic va con la Lazio sicuramente. Celtic con la Lazio è proprio un classico. A Union Berlino c'è Uduokai, o come si scrive, che lo voleva il Napoli a posto di KK. Vediamo dove va il Celtic. Il Braga è portoghese. Sì, sotto questo, almeno questo lo sapeva. Esatto, con la Lazio si sapeva, il Celtic con la Lazio è un classico, Ti immagini l'ultima pallina e per forza esce un nome che non esiste, o un doppione. L'Anversa. Anversa. Nel frattempo mi ero perso la quarta quindi il Lens sta nel gruppo B. Ok, allora è finita, non dobbiamo consegnare più niente. La quarta, aggiorniamola, Union Berlino. Berlin, così ci entra. E questo è, ragazzi, questo è il nostro gruppo. Non male, non bene, però non male. Visto ora sul sito della Bundesliga, Union Berlino ha vinto le prime 2 giornate di quest'anno, l'anno scorso è arrivato quarto a 9 punti da Bayern, quindi sono in grande forma. Dai, girone molto più facile dell'anno scorso, non ci lamentiamo. La Juve, non lo so, forse più tardi, dai, non fate i personaggi, dai. Voi pensate a Braga e a Berlino quando sono capitate con noi in Real? È chiaro loro così. La Lazio forse può passare a peso più semplice. Lazio con Feyenoord, Atletico Madrid, Celtic, secondo me sì, è uno di quei gruppi equilibrati. Può succedere di tutto. Dai, soft, ce la potremmo fare, Frank. Ce la possiamo fare. Dobbiamo solo capire bene il calendario, come si incastra con quello del campionato. Sì, questo è un discorso che avevamo già fatto. Stoppo qua perché se no non ci capisco niente, voglio seguire i vostri commenti. Tanto non penso che succederà niente di clamoroso più. Allora, rispetto analisi tattica, andiamo a vedere un attimo a quelle che erano le previsioni così qua. Non abbiamo preso niente dal giochino. Per esempio facciamo il restart e facciamo un fast draw. Il Napoli finisce con l'Arsenal, col Braga. Questo era un poco meglio, il gruppo H.
sarebbe stato un po' meglio. Restart, fast draw, finché non trovo il gruppo del Napoli effettivo. Manchester United, Stella Rossa e Galatasaray. Niente, la verità è questa, la verità sono i giocatori che abbiamo e che devono giocare bene. E fatemi domande, andate lisci e tranquilli. Ragazzi, ci sono 615 persone in live, lasciatemi un like, dai, che secondo me ci sono molti lurcatori, tifosi di altre squadre. Siete i benvenuti, se fate le persone per bene, io voglio i tifosi delle altre squadre, perché ci dobbiamo confrontare, perché non deve essere un discorso napolicentrico, non possiamo pensare solo a noi, dobbiamo guardare anche le altre squadre. Bene Antonio, possiamo arrivare anche a 600, senza dubbio, però andiamo a leggere. Il Real non è che mi preoccupa più di tanto a livello calcistico, siamo forti, ma mi spaventa se per caso potessero arrivare a avviare contatti con Kvara, con il pretesto della partita. Ma caro Luixao, guarda, il Real non ha bisogno di avere la partita se vuole contattare Kvara. Sanno come farlo e non c'è bisogno della partita come scusa per avviare i contatti con il ragazzo. Più che altro il fascino, cioè fai conto che uno Kvara va lì a giocare al Bernabeu dove giocano loro in questo momento, se si chiama ancora Bernabeu, se hanno cambiato stadio perché hanno fatto un macello con quello stadio nuovo. Il fascino, magari tu fai una grande giocata, vedi i tifosi avversari che ti applaudono, potrebbe farsi prendere da quel fascino così, però è un discorso che dobbiamo pensarci più in là. Poi ovviamente, bravo, l'altro lato della medaglia è che se tu giochi contro il Real Madrid, ve lo ricordate? Kvara contro il Liverpool fece qualsiasi cosa, cioè fece impazzire la difesa, tunnel, cambi di gioco con il sinistro, accelerate, ha fatto veramente qualsiasi cosa, come lui anche Zielinski. Fu un Napoli al limite della perfezione contro il Liverpool e ce lo ricordiamo bene. Quindi certe partite esaltanti con questa squadra, anche con un po', c'era anche quell'entusiasmo e quella non consapevolezza, diciamo quell'incoscienza dei giovani che vanno a giocarsela a viso aperto senza problemi. Manca Lindstrom, hai ragione amico mio, Lindstrom sta qua, boom. Perché ancora lo devo aggiornare come software, l'ho messo in come si dice, in manuale. Lo posso anche far diventare più grande, se Lindstrom deve diventare un punto di forza di questa squadra sicuramente, però continuo a pensare che partirà Politano contro la Lazio e poi magari nel secondo tempo vediamo. Anch'issa doppia ruleta, così si mantiene le scarpe allacciate. Quello dell'Inter non lo sottovaluterei, vedo già note di giubilo sulla Gazzetta, ma devono stare attenti. Inter con Benfica, Salisburgo e Sociedad. Sì, mi sembrano favoriti, poi non lo conosco, non so il Benfica perché Benfica fece una grande stagione l'anno scorso, non so che fanno quest'anno. È sicuramente uno di quei gruppi equilibrati dove ognuna di queste può ambire al primo posto. Ci stanno ex tra Napoli e le altre tre, Ancelotti a parte, Braga credo di no, Union Berlino si parlava di Dem, ma credo di no. No, quindi abbiamo solamente il fascino di rincontrare Ancelotti. Lindstrom quanti gol farà in campionato? E che domanda è, amico mio? E che ne so, ne può fare 10 se comincia a giocare subito, ne può fare 0. Lindstrom ha meno gol nelle gambe di un Veiga, ragazzi. Veiga da centrocampista vedeva di più la porta, tirava meglio così. Lindstrom, da quello che abbiamo visto nelle immagini degli highlights, ha lo spunto, ha il dribbling, ha molta velocità, controllo di palla, se ne va. Ha fatto vedere delle cose bellissime anche prima, quando era più giovane, prima di giocare nell'Eintracht Francoforte. Sicuramente è un gran colpo, siamo chiari. Io quando ho fatto l'analisi di Lindstrom ho voluto buttare un pochino di acqua sul fuoco della passione dei napoletani, perché non voglio che ci si aspetti subito uno Kvara
sulla destra subito performante, deve capire bene rispetto agli highlight. Non sto parlando rispetto all'impatto che ha avuto Kvara, Lindstrom può avere lo stesso impatto di Kvara, ma gli highlights, come ho visto gli highlights di Kvara, io subito vi dico questo è un fuoriclasse, proprio è un fenomeno. Su Lindstrom ho visto delle cose, però ho visto anche cross sbagliati, ho visto anche azioni che venivano negli highlights tagliate subito, cioè fai subito lo scatto e poi dopo si ferma l'immagine e si passa all'azione successiva, vuol dire che la palla poi dopo l'ha persa. Quindi ci vado un pochino più cauto con Lindstrom. Mi è piaciuto Cajuste degli highlights, ci vado cauto con Nathan. Quindi piano, l'importante è che il Napoli mantiene l'impianto, cioè questo impianto di squadra, che senza stravolgere niente, aggiungendoci qualcosa di nuovo con Garcia, si possono fare grandi cose. Però con molta calma, con moltissima calma e prudenza. Quest'anno vedo fortissimo il Bayern per la Champions, ma secondo te Lindstrom giocherà più trequartista o esterno destro? Al momento, Natalia, io me lo immagino partire esterno destro, perché siamo affollati in questa zona del campo. Dove sta? In questa zona siamo affollati di Zielinski, di Raspadori, di Elmas, cioè tutti questi che possono giocare come mezzala un po' più offensiva. Al momento questi due, centrale e mezzala, con Anghissà che ovviamente si muove tantissimo, si può immaginare che piano piano questi due andranno sempre di più a due. Lobotka lo può fare a due, non deve essere per forza il centrale qua, Lobotka è molto dinamico, e quindi uno dei due può essere sostituito da Cajuste qua, e poi c'hai uno sotto la punta che può essere, no, magari no, può essere Raspadori, può essere Zielinski e può essere Lindstrom, che invece lo devo prendere da quest'altra parte, così. In questo momento lo vedo più partire dalla destra, perché Politano però Politano ha cominciato molto bene e conosce a memoria Di Lorenzo e conosce a memoria quello che è il gioco del Napoli e come trovarsi con Osimhen, la famosa pallata che fa ad Osimhen, conosce Kvara, conosce Anghissà, i movimenti che fanno. Quindi diamo il tempo a Lindstrom di trovare la sua zolla, diamo il tempo a Garcia, perché comunque è arrivato quindi diamo il tempo a Garcia di capire come sfruttare al meglio le sue caratteristiche. C'è un po' di folla là, ci sono molte soluzioni, vediamo cosa succede. Allora, lo sapevate che Real ha perso Courtois e ha preso Kepa? Assolutamente sì. Ecco, Kepa è un altro ex del Napoli, volendo fare una battuta. Anche Militao è infortunato, esattamente. Avevo indovinato Juno Berlino e Braga, spacciatore, esatto. Non ti volessi chiamare, che poi mi flaggano il video. Seriale, ti chiamo Seriale. A centrocampo, se esce Demme siamo un po' corti. Sì, fuori onda, sono d'accordo con te. In questo momento noi dobbiamo considerare che c'è Gaetano. Dobbiamo considerare che c'è Gaetano qua. Cajuste Lobotka, in questo momento Gaetano, perché ha detto una serie di cose, il procuratore ha parlato una volta, è il sesto dei centrocampisti, è fortissimo, è un fuoriclasse, diventerà, va benissimo, e io me lo auguro che diventerà così. Al momento siamo così e non ho considerato, vedete, non l'ho messo proprio né Demme né chi è l'altro? Lozano, non li ho messi proprio. Questa è al momento la rosa del Napoli. Zerbi, ho tolto Zedate, ho tolto Colisaco, ho lasciato Zerbin come il 26esimo, diciamo, della situazione, e penso che sarà così. Penso che sarà così. La vedo difficile che dopo Dem, se ti riesci a togliere Dem, di avere poi un altro acquisto. Manca un giorno, è tosta. Affrontare squadre così forti da morale, le partite sfolgoranti in Champions ci hanno dato la consapevolezza della nostra forza. Gli unici che conoscono il Braga, Pizzifonte e Mutigno. Luigi, me li devi raccontare perché non li conosco. Seravale, cosa ne pensi di quello che ha detto Cronache di Spogliatoi riguardo a Milan e Napoli per il mondiale del club? Esatto, Marcello, l'ho girato sul mio canale Instagram. E cosa ne penso? Penso che il ranking è importante e che Guido ci aveva avvertito. Fatemi togliere da qua, se no scompaio dietro ai commenti. Ci aveva avvertito Guido che il ranking è importante, che alle volte anche se sei qualificato meglio fare un pareggio che fare una sconfitta, sono punti, è esperienza, è bene fare più percorso possibile. E al momento dobbiamo sperare che il Milan, che ha un
un girone tosto, faccia meno punti possibili, perché dobbiamo scavalcare la Juventus nel ranking. L'Inter è sicura di andarci, dobbiamo scavalcare la Juventus nel ranking, e la Juventus non può fare punteggi di Champions League quest'anno, di Europa in generale quest'anno. Devono ancora chiarire se valgono anche i punteggi dell'Europa League o della Conference, perché la Roma in quel caso ha molto punteggio. Però il Napoli deve fare il massimo possibile, deve andare oltre i gironi, dovrebbe andare possibilmente ai quarti, e il Milan fare meno possibile, perché siamo dietro al Milan. Guarda, non sfottiamo, ragazzi, non sfottiamo, meglio non sfotterli, perché poi ti fanno... Godiamoci il percorso con i vari upset, perché gli upset esistono. C'è stato il primo upset. Io vi ho detto una cosa, ho detto attenzione, la Juve parte forte con i 3 gol. Qual è stata la cosa che vi ho detto io? Guardiamo all'anno scorso, la Juve partì forte con i 3 gol anche l'anno scorso contro il Sassuolo, vinse 3-0 col Sassuolo e poi si fermò con la Sampdoria, fecero 0-0 con la Sampdoria. Adesso si sono fermati 1-1 col Bologna, tra le tante polemiche onestamente. Hanno fatto vedere delle cose molto interessanti nella prima partita, molto meno con il Bologna, però non avendo l'impegno, proprio quello che dici tu, non avendo l'impegno possono risultare fastidiosi per una serie infiniti di motivi, infiniti. Mi preoccupa così tanto quella difesa, è comprensibile per Luigi perdere Kim e affidarsi, sostituire Kim con Juan Jesus, perché dobbiamo essere onesti in quelli che sono le categorie di giocatori e le gerarchie, ecco, che in questo momento ci sta facendo vedere Garcia. Tu hai sostituito Kim con Juan Jesus, non l'hai sostituito con Nathan. Tu hai sostituito Nathan, Juan Jesus è sostituito con Nathan. Capiamoci bene, perché adesso in questo momento il titolare è Juan Jesus, poi Nathan scavalcherà, gli diamo tempo, eccetera, eccetera. In questo momento hai sostituito Kim con Juan Jesus. Se, ascoltatemi bene, se l'anno scorso, perché tutti quanti Kim, il pacchetto, tre pacchetti 1.000 lire, tutti che pensavano che era impossibile sostituire Koulibaly. Kim noi non lo conoscevamo, però attenzione, Kim arriva dalla Turchia, arriva nel campionato italiano, si impone subito, senza conoscere la lingua, anche lui, senza conoscere la lingua, si impone subito, diventa un beniamino, cantando Gangnam Style, diventa un beniamino dello spogliatoio, subito vedono che questo qua è un fenomeno, non esce più e diventa titolarissimo Rahman. Non lo conoscevamo, quindi contentissimi che Kim abbia fatto questo esordio pazzesco al posto di Koulibaly. Juan Jesus lo conosciamo, quindi tu hai sostituito Kim con Juan Jesus, non con un'incognita, non con uno che Nathan magari fa un gran... Tu l'hai sostituito in questo momento con Juan Jesus, che conosciamo nel bene e nel male. Nel bene, perché poi io non me la voglio prendere con Juan Jesus, andatevi a vedere anche il numero di passaggi effettuati. Juan Jesus ha un'impostazione molto pulita, quindi sta diventando lui il regista insieme a Rachmani difensivo, e sono passati più palloni da Juan Jesus che da Lobotka. Ma Lobotka, che tutti stanno dicendo è fuori dai discorsi perché adesso passano meno palloni, non è vero, ha comunque un numero esageratissimo di palloni toccati e di altissima percentuale di passaggi riusciti. Quindi calmi con Lobotka, calmi anche con Juan Jesus, che però rispetto a Kim già sappiamo che qualcosa di meno è. Bisogna essere onesti nell'analisi. Poi dopo punti a fare un gol in più, magari un gollino in più lo prendi, non avrai una difesa impenetrabile, lo prendi col Frosinone perché rigore, eccetera, eccetera, va benissimo. Davanti abbiamo tantissima roba da mettere in vetrina e si può fare tranquillamente. Si può fare, andate tranquilli. Esatto, ma bisogna fare un'analisi secondo me abbastanza onesta. Si potrebbe prendere un Jerome Boateng a prima 0 a 34 anni, ma potrebbe dare una mano in più di Jesus, almeno per un anno. Secondo me siamo messi male a difesa e restiamo così. Io non lo so se Boateng poi è la soluzione, perché è ancora più vecchio di Juan Jesus. Non lo so l'anno scorso quanto abbia performato, leggevo di vari infortuni, che ha giocato poco. Sul difensore anziano
si piglia a Sergio Ramos è un conto, perché è talmente un tipo di giocatore che ti sposta proprio l'equilibrio nello spogliatoio, dice oh zitto sta Sergio Ramos, Sergio Ramos un altro. Se prendi un giocatore che sì ha grande esperienza però non ti sposta l'equilibrio, cioè se ti esce la carta di Boateng su eFootball sì la metti, ma preferisco mettere Nathan, onestamente faccio crescere Nathan. Posso dirvi questa cosa qua? Juan Jesus will be the Lobotka story, 0 to hero. Io sono contento del sorteggio, ma Nathan che fine ha fatto? Sta studiando. Ramos è ancora svincolato, ne stavamo parlando. Ronald Leite, Doki, Hanson, Khedira, Fofana, Berenzi, Union. Vabbè, una serie di giocatori. La Lazio però con la rosa bisogna vedere, dato che non hanno iniziato benissimo, l'Inter pure se la può giocare, Milan difficile, ma pure all'Inter l'anno scorso non gli davamo €1. Boateng no, Juan Jesus contro Bellingham, si dice in difesa, non a difesa. Simone, ma non ce l'ho Brucaz. poi divento volgare, io parlo sempre in italiano così. Simone, dovrei dire TVB, però quando venite a dire a me, quando venite ci sono parecchi canali YouTube di napoletani o anche di non napoletani di altre città d'Italia che non sanno parlare italiano. Se volete venire a me a dire delle cose, a fare degli errori grammaticali, hai scritto tutto a posto, tutto attaccato, così, io abito in America, ho tutto il diritto di dimenticare come si parla italiano e comunque, senza falsa modestia, parlo molto meglio di diversi giornalisti a livello nazionale e locale. Quindi non mi venite a sfrogoleare la mazzarella, perché altrimenti divento cattivo. Divento cattivissimo. Io amo l'italiano, io faccio il canale, nel momento in cui faccio il canale è anche un'occasione per me per non perdere la parlantina che ho sempre avuto e che voglio mantenere. Ma non vi credete che sia facile dopo 11 anni che devi parlare solo in inglese a mantenere. Io in casa parlavo napoletano con il mio batterista Tony e inglese fuori casa. E grazie al canale che ho ripreso un pochino l'abitudine a pensare in italiano, mi sveglio, leggo i gruppi in italiano e penso in italiano, altrimenti non ci siamo. Abbiamo anche Ostigard, è certo che abbiamo Ostigard, che come tutti gli altri deve prendere un po' di fiducia. Secondo me Garcia gli ha detto pure ti faccio fare qualche minuto anche a centrocampo, così non marcisci proprio in panchina, perché se poi prendi Nathan e Ostigard è sempre il quarto, non potrebbe essere sempre il quarto. Sappiamo le qualità di Ostigard, sappiamo che ha un colpo di testa straordinario, sappiamo anche che a livello di impostazione magari con i piedi non è un fine dicitore. Ecco secondo me perché in questo momento Juan Jesus è avanti nelle gerarchie. Vabbè, allora tutto quello che ho detto, no, ma io ogni tanto lo dico a difesa. In difesa, a difesa è lana caprile. Non credete, non vi credete. Inter molto fortunata, Lazio mina vagante, Napoli facilmente seconda o anche prima con un po' di fortuna. Milano è sfortunato, ma paradossalmente si potrebbe passare il turno con 10-11 punti. No Marco, ma figurati. No, ma veramente, se poi si riferiva a qualcun altro della chat... perché io prendo spunto per dire questa cosa, perché io li faccio ancora degli errori, ma sono giustificabile. E poi non fate i gran marnazzi nemmeno in chat. Ma senti come te lo dico. Amico mio, è una bella domanda questa. Elmas e Raspadori che minutaggio avranno? Partono in teoria dietro nelle gerarchie di quelle che vi abbiamo fatto vedere, analisi tattica. Ok, mo c'è un po' di confusione. Mettiamo le situazioni a posto, togliamo Caius, togliamo Gaetano, togliamo Elmas,
e togliamo anche Lindstrom per ora, questa è la situazione secondo me di base, no? Di titolarissimi. Ora Kvara non ha fatto la prima perché non stava bene, perché per una questione di infortunio, ed è stato provato Raspadori è stato provato spesso anche qui sulla destra ed è stato provato anche a centrocampo. Ecco perché mi dà l'idea che avrà più minuti sotto richiesta esplicita della società, perché l'investimento è stato importante e quindi è giusto anche dargli più minutaggio per valorizzare, per non... comunque è un talento, non sto parlando di un figlio di papà, non sto parlando di uno che deve giocare solo perché lo vuole il presidente e non lo merita. Secondo me Raspadori merita di giocare, di crescere, è un talento. Idem ti potrei dire però per Elmas, che negli anni è sempre stato lì zitto a fare tutto, il fare il tappabuchi del Napoli, e meriterebbe un po' di occasioni. Per esempio quando si era parlato della cessione di Zielinski in Arabia e si paventava l'idea di Veiga, io ho detto benissimo Veiga, però sappiamo che c'è un Elmas che può partire titolare là e dare il tempo a Veiga di ingranare. In questo momento Zielinski è rimasto e quindi per quello che ci sta facendo vedere è titolare di quel momento, però come dissi a Spalletti all'epoca, e lo dicevo per Simeone, Simeone è uno di quelli che se sta in forma deve giocare pure al posto di Osimhen. Poi Osimhen ha fatto una stagione straordinaria, però Simeone aveva quei momenti in cui tripletta, in cui toccava un pallone e segnava sempre. Abbiamo notato che anche senza farlo giocare con continuità Simeone è sempre sul pezzo e sempre performante. Arriva il momento in cui io chiedo a Garcia: guardali bene in allenamento e vedi se le gerarchie si possono anche sovvertire delle volte, perché devi dare della soddisfazione. Finché si vince sono tutti contenti, ma gli scontenti tra gli scontenti possono uscire se poi stecchi una partita e dice però questa qua la potevo fare io, e però l'anno scorso questo non si è verificato, perché tutto è andato benissimo e quindi anche quelli che erano in panchina erano contenti dei propri compagni. Polli, solo 25 like piccoli, arriviamo a 600, e allora impegniamoci ragazzi, diamo soddisfazione a Polli che se lo merita, che è sempre presente, fatelo per la vena. Sì, ma i rumori lo sappiamo, è così. Figlio a San Diego, fatemi ritornare nella cosa perché sennò scompaio dietro ai messaggi. Figlio a San Diego da 10 anni, ti garantisco che quando ero in Italia parlavo in italiano perfetto, ora a volte fatica a trovare le parole. Ma è così Luigi, ma c'è proprio un modo di pensare la frase che è diversa qua, al di là delle parole è proprio la costruzione della frase che è diversa, quindi alle volte a me mi escono delle vongole divertentissime perché la penso in un certo modo e cerco di italianizzarla a volo e non sempre mi riesce. Poi a volte mi hanno detto pure cambiato il suono, questo però secondo me prima del canale, perché adesso mi sono riabituato a parlare italiano. Prima del canale, tornando a Napoli, mi dicevano è cambiato il modo in cui la melodia proprio delle frasi che dici, perché qua c'hanno un altro suono, un'altra cosa diversa. Secondo me è tutto affascinante, mi piace. Allora, scorrono i messaggi. Ciao Marco, allora facciamo il recap per quelli che si sono consegnati adesso alla realtà. Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlino e il gruppo C, poi il gruppo A, Bayern di Monaco, Manchester United, Copenaghen e Galatasaray di Mertens, gruppo bello tosto. Gruppo B, Sevilla, Arsenal, PSV e Lens. Questo è un gruppo medio, il gruppo B può succedere di tutto, un po' come il gruppo D e il gruppo E, un pochino più sbilanciato il nostro secondo me, anche se dobbiamo vedere l'Union Berlino che tipo di
di squadra è quest'anno. Gruppo D, Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad. Gruppo E, Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio e Celtic. Gruppo F, Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan, Newcastle. Onestamente un gruppo terribile. Gruppo G sembra facile per il City con il Lipsia, Stella Rossa e Young Boys. Gruppo H, Barcellona, Porto, Shakhtar e Anversa. Certo che possiamo passare. 2 mini vacanti oltre la prima candidata alla vittoria. Non conosco il Braga, posso già senza averlo studiato approfonditamente, però posso dirti che l'Union Berlino può essere una mina vagante perché lo considero come il Benfica, che il Benfica l'anno scorso vince bene, fa un percorso tipo Napoli, però sono squadre che è difficile che arrivano poi sempre fino in fondo così, però sono squadre toste che devi considerare che danno fastidio, che tolgono punti importanti al girone. Il Braga non ho proprio idea. Tu mi dici che anche il Braga può essere una mina vagante? Non lo so, non ho proprio idea. Il Union Berlino la rispetto perché hanno fatto bene l'anno scorso e hanno cominciato bene quest'anno. Lasciamo tutti un cuore azzurro e una coppa per augurare un buon cammino in Champions ai nostri ragazzi. Inizia lei. Vai. Dier mi esalta l'idea. Calcio totale di Guardiola contro il calcio fluido napoletano e spallettiano, previsioni? E Biagio, attenzione, calcio fluido napoletano e spallettiano, il calcio spallettiano non è più, però fai bene a considerarlo ancora presente perché Garcia non cambierà moltissimo. Saranno dettagli importanti, ma saranno dettagli. Quindi il calcio fluido napoletano in genere lo tenevamo con il calcio fluido, ci ricorda un pochino Ancelotti, poi Gattuso, prima di Ancelotti Sarri, insomma il Napoli di suo, ti metti la maglia del Napoli addosso, devi giocare a pallone. È difficile immaginare che il Napoli diventa un Torino, diventa un Verona, che diventa tutto mazzata e cattiveria. È difficile proprio. Abbiamo visto i nuovi arrivi, Caiuste, grazie per la domanda, bravissimo ragazzo. Nathan, tutto bellino, imparo l'italiano, cerco di rispondervi in italiano così. Poi in campo ci daranno sotto, però Lindstrom arriva con un sorriso a 45 denti. Cioè i famosi criminali di cui si parlava l'anno scorso non è proprio nella nostra così, quindi sì, uscirà un calcio sempre piacevole e vediamo. Guardiola c'è da pensare prima al girone, Guardiola non ci pensiamo proprio. Sono gli altri a doversi preoccupare del Napoli. I tifosi napoletani si sentono sempre inferiori agli altri. No, Gaetano, non è sentirsi inferiori, è avere la consapevolezza che siamo giovani per questa competizione. Attenzione, io questo lo voglio sottolineare. Quando l'anno scorso si diceva il triplete, abbiamo fatto faccia e fronte contro un Milan che non era più forte di noi, però ci siamo arrivati un pochino corti di giocatori perché non avevamo Simen, poi l'abbiamo dovuto mettere l'ultimo a tutto, non avevamo anche Sakib perché le squalifiche eccetera eccetera. La Champions è una competizione infame che ti va male una settimana e tutto è perduto, quindi più che forza la Champions è una questione di stato di forma. La Champions è una questione di stato di forma, non sono io a inventarmelo, lo dicono tutti. L'ha detto pure Guardiola, ha detto alla fine di lanciare una monetina quando arrivi nelle fasi finali. Il Napoli deve dimostrare la sua forza nella continuità in campionato. Poi ci dobbiamo anche togliere lo sfizio di alzare sempre qualche trofeo. Questa sarebbe poi la continuità che rende il Napoli grande tra le grandi squadre, cioè che elevi praticamente sempre stare lì. Una volta vinci lo scudetto e una volta riprovi a vincere lo scudetto, però magari ti porti a casa una Coppa Italia. Quest'anno c'è anche la Supercoppa che voglio assolutamente vincere perché 2 partite, semifinale, finale, si deve assolutamente vincere. Attenzione. E quindi dimostrare che non è stato un caso, dimostrare che non è stata un'annata incredibile. Va via Spalletti, arriva Garcia, resta l'impianto di squadra, si può spingere sull'acceleratore. Non mollare Napoli. Dier o Dyer, non lo so, lo vado a sentire. Credo sia Dyer, non lo so. Eccola.
Eccole qua. Brava Polly. Bravo Polly. Gol di Gosens quotato a pochissimo. In effetti sì. Virgilio, che poi non mi escono queste cose perché sto con l'altra. Fatemi rientrare nella situazione, altrimenti non mi compaiono le cose. Ciao Valerio, sei d'accordo che in questa Champions 23-24 ci aspetta molto più rispetto dalle avversarie? Attenzione, all'Unione Berlino molto fisici. Esatto, Virgilio dalla Germania conosce benissimo, segue molto il campionato tedesco e ci potrà dire, gli amici abbonati già sanno tutto, ci potrà dire sicuramente molte cose dell'Union Berlino, molto fisici, attenzione, e quello che mi dici secondo me è importante, perché può essere anche che l'anno scorso qualcuno ci ha un po' sottovalutato, o meglio, hanno continuato a giocare il loro calcio, penso a un Ajax, penso lo stesso Liverpool, il Francoforte, cioè non ci hanno aspettato, abbiamo giocato a viso aperto, e quando giochi a viso aperto con il Napoli in quello stato di fiducia e stato di forma, le abbiamo dato schiaffi a tutti. Potrebbero rispettarci di più, siamo stati guardati un pochino meglio, abbiamo vinto il campionato, sicuramente ci hanno studiato un pochino meglio. Ecco che aver cambiato allenatore potrebbe anche essere un vantaggio, perché tu sai quello che facevamo con Spalletti, Garcia si potrebbe inventare qualche dettaglio diverso e quindi non siamo letti. Di conseguenza, ragazzi, fatemi vedere un attimo anche, perché sta volando tutto, il ritorno di Ancelotti, Vini Junior contro Kvar, allo stadio dello Sporting Braga senza curve, Bonucci all'Union Berlino. Questi sono le varie cose. Devo vedere un attimo, perché avevo inventato anche un'altra sezione di vocali, la sezione dedicata agli abbonati per i vocali, ma io avevo aperto anche la possibilità di fare dei vocali sul mio Instagram Azzurro Fluido. Se volete qualche vocale, non trovo la coppa, non fa niente. Non trovo la coppa. Non era rifattiva un utente, se mi venuto, grazie Simone. No, ma infatti ritraggo l'aggressione. Ma in generale non lo dire nemmeno a quelli della chat. A volte per velocità si scrive in un certo modo, va bene così. Un abbraccio a te. Permettimi una provocazione: se il Milan arriva quarto è favorito per il campionato? Se il Milan arriva quarto è favorito per il campionato. Tu dici se arriva quarto nel girone? Dipende, Gico, dipende come ci arrivi quarto nel girone. Se arrivi male quarto nel girone, può essere anche che ti deprimi e va male anche in campionato. Io vi ripeto, uscire dalle coppe per poi concentrarsi in campionato non la vedo una cosa positiva. Diverso è quando tu non hai le coppe e già imposti la stagione, come la Juventus, imposti la stagione in un certo modo, ma quando tu hai delle competizioni, uscirne ti può dare un contraccolpo psicologico importante. Quelli che stanno in panchina pensano ci saranno meno minuti anche per me. È come quando siamo usciti dalla Coppa Italia, fu una mezza tragedia per quelli che erano in panchina, e Spalletti era molto rammaricato perché non poteva più dare minutaggio a quelli là. Quindi uscire per concentrarsi sul campionato è un discorso che capisco ma che non accetto. Quindi dipende da come esci. Se esci per sfortuna perché hai fatto il possibile così, allora c'hai più forza, la voglia di rivalsa e ti fiondi sul campionato, e c'hai meno impegni ovviamente più in là, e quindi va bene. Però il Napoli, per esempio, che aveva fatto il voto nel campionato, poteva tranquillamente andare fino in fondo in Champions senza rischiare niente in campionato. Come vedete, le due cose non sono per forza linkate. Perché il Porto non poteva essere nel nostro girone? Non lo so, forse per le questioni televisive, non lo so. Ma il Porto era seconda fase, non lo so di cosa si parla, credo però la questione televisiva. Mi sono perso la questione Dyer, di che si parla, è uscita qualche indiscrezione, credo sia una butade, Davide, mi è arrivata in privato e quindi qualcuno me l'ha chiesto, ne abbiamo parlato e do il benvenuto all'operazione.
però non lo so, non credo, la vedo molto difficile. Il Napoli è completo, dovete pensare che il Napoli a livello numerico è completo, quindi aggiungere un difensore che poi ti diventa titolare significa che hai deciso di mandare Ostigard o Nathan a giocare da qualche parte. La vedo veramente difficile, a meno che non consideri Dier o Ostigard, li consideri centrocampisti, e allora a quel punto devi spostare. Guardate quanto poi diventa. I 6 centrocampisti attuali comprendono Gaetano, non comprendono Dem. Puoi spostare Gaetano, tra virgolette, vice Zielinski, e sposti poi Elmas davanti come vice Kvara e Raspadori come vice Politano, e poi c'è un Lindstrom che non sai dove mettere. Quindi è difficile che il Napoli fa entrare un alto potenziale titolare. Non ci credo. Dai coi 150, dai 650. Gaetano non è un vertice basso, in quella posizione ci ha già giocato e ha deluso. Sono d'accordo con te, deve fare un lavoro lungo per lui ha la propensione all'attacco, quindi vabbè. Il Porto stava in seconda fascia. Napoli-Real bellissima anche a centrocampo, la faccia di Costa Curta a sentire il girone del Milan è da vedere, me la recupererò, sicuramente uscirà. Nel frattempo vediamo un attimino se sono arrivate delle cose, perché il telefono era in fiamme. Aspetta, mi sa che devo ringraziare Alfonso Giardino. Alfonso, dove sta? No, forse un altro paio di mani. Lo recuperiamo. Presumo finiscano qua a Cristi, credo anche io. Per me va già bene così. Quest'anno se vinciamo il girone andiamo dritti in finale. Calmissima. Io non sono preoccupato, la Champions è una competizione di livello, dobbiamo essere pronti ad ogni sfida. Mi aspetto concentrazione e forma fisica, con questi 2 elementi paura di nessuno. Presente, Alfonso, mi hai onorato di supporto su PayPal. Non mi è uscito perché stavamo nelle altre schermate. Se hai una domanda, se hai un vocale, facci sapere. Non c'era? Allora, questa è una domanda che volevo farvi, che nel frattempo che ero emozionato così. Non c'era? Non c'è mai un rappresentante del Napoli ai sorteggi? Domanda per voi. C'erano quelli dell'Inter, quelli della Lazio? Domanda. Con i difensori che abbiamo, i fortissimi giovani in attacco, non sarebbe bello vedere lo schema di Guardiola 1-3-3-3-3-3? Rachmani l'1, Olivera, Anghissà, Di Lorenzo, Zielinski, Lobo, Lindstrom, Kvara, Osimhen, Raspadori. Allora, questo che racconta Dario avviene durante la partita, ma stai facendo fuori un difensore. Ora, vedi, Oliveira, che tu consideri, diciamo, avanti insieme a Di Lorenzo, avviene durante lo sviluppo del gioco. Però in questo momento tu hai spostato Lobotka quasi sotto la punta, perché Zielinski, Lobotka, Lindstrom, dietro Kvara, Osimhen, Raspadori, veramente molto offensivo. Però ti manca un difensore, ecco perché gioca Stones a centrocampo nel Manchester City. Quando c'è poi da difendere, Stones ritorna ad essere effettivamente un difensore. Quindi in questo momento tu stai chiedendo ad Anghissà di venire dietro a fare il centrale con Rachmani, con i 2 terzini che tornano indietro, e quindi la difesa a 4 diventa Oliveira, Rachmani e Anghissà, Di Lorenzo, che è esaltante, perché Anghissà secondo me potrebbe fare il difensore alla grande. Poi davanti Zielinski, Lobotka, Lindstrom, quindi con 2 mezze ali molto offensive. Serve più legna, amico mio, lo capisco benissimo, però il Manchester City parte da uno strapotere tecnico e anche fisico che noi in questo momento non abbiamo. Secondo me si rischia troppo. Molto bello, figuriamoci, ma si rischia troppo. Però durante la partita questi movimenti li vedi anche con giocatori diversi. Gaetano ha tutte le qualità per diventare il vice Zielinski, che a differenza di Elmas è una mezzala di inserimento. Gaetano è più bravo come vicino di gioco ad accompagnare la manovra a tutto campo. Ci sta come discorso. Gaetano ed Elmas hanno caratteristiche diverse, sicuramente. Elmas
forse un po' più duttile. Ecco, io Gaetano lo vedo proprio a tutti gli effetti la mezzala alla Zielinski, nel senso con la testa alta, propensione in avanti, la possibilità del tiro, la possibilità dell'ultimo passaggio. Elmas abbiamo visto negli anni che lo metti a destra ed è effettivamente efficace, lo abbassi un pochino ed è efficace, lo sposti a sinistra vice Kvara, ha anche i numeri per fare i dribbling e per segnare, si butta dentro. Elmas ti dà più d'utilità, secondo me Gaetano, che le qualità probabilmente le ha, però è il momento di vederle. Ecco perché era auspicabile una stagione, perché con la Cremonese ha fatto bene, però Serie B, una stagione con Gaetano titolare o semititolare in una squadra di media classifica come Sassuolo, per esempio, come l'Empoli, sarebbe stato auspicabile per capire effettivamente contro le difese della Serie A cosa può fare Gaetano. 650. Leggo il messaggio di Dario D'Alessandro. Dove sta? È quello che ho letto? È quello che ho letto? Forse l'ho già letto? Sì, è quello che ho letto. Sì, ci siamo. Alfonso, ti seguo sempre, Vale, vedo tutti i video e metto sempre il like, ma sempre in differita. Questa in pratica è la mia prima live. Oh, che bello, ci siamo trovati con gli orari. Un solo commento, io sono fiducioso. Grande Alfonso, e ti ringrazio tantissimo. So che è difficile. Aspetta, sta pure Guido, vedi? Io provo a mandare, vediamo se ci sta, ci provo al volo, potrebbe essere una sorpresa per un commento volante a quello che è il attenzione, potrebbe essere una sorpresa, non era previsto, ma se c'è, se non c'è non c'è, però io ci provo. Sono pronto eventualmente anche con... Vediamo. Che poi dobbiamo recuperare una serie anche di discorsi. Vediamo se si può fare, non lo so. Quindi ringrazio Alfonso e prendo la palla al balzo per ringraziare tutti quelli che non ci possono essere sempre in live, perché mi rendo conto, e che comunque se la guardano dopo, lasciano il like dopo, è tutto supporto e mi fa piacere. Non lo so, forse vediamo un po'. Se c'è, non c'è. Rivedevo la formazione Real, Marono Rogarme. Sì, ragazzi, assolutamente. Siamo a livelli di like delle partite live di un anno fa, Levatevi dalla testa, Nathan non sarà titolare quest'anno, preso come giovane in prospettiva, ma non è venuto per sostituire Kim nel presente, credo di sì. Lindstrom che parla napoletano, dove? Allora, l'ho sentito che ha detto un guagliò sul canale Instagram del Napoli. Il Napoli su Instagram c'ha questa cosa dove può mandare messaggi, diciamo, privati a tutti, e ogni tanto mandano anche dei vocali. Abbiamo sentito un vocale di Lindstrop che saluta i napoletani tentando il dialetto. Grazie Biagio. Merito degli amici che mi danno una mano, gli amici di We Like, Umberto, Matteo e tutti gli altri, insomma, Tore, che insomma mi ispira. Un po' riesco a fare da solo, un po' mi devo fare aiutare. Devo ringraziare Stefano Catello che mi ha fatto la lavagna per l'analisi tattica, mi sto divertendo moltissimo. Il discorso che hai fatto per Gaetano potrebbe essere fatto per Foloruncio. Dicono che a Verona abbia avuto un bel impatto. Sì, da quel pochissimo che ho visto col Verona l'impatto sembra buono e il ragazzo pure ce lo dà. Foloruncio ha fatto vedere cose non male anche nelle nostre amichevoli. Uno che si butta dentro, c'ha fisicità, prova sempre il tiro. Potrebbe essere. Come età penso che siamo lì anche come Gaetana, l'età di Foloruncio. Mi era scordato like, vedi, capita. Il canale broadcast, esatto, il canale broadcast del Napoli su Instagram. Mai danesi a Napoli prima, penso. Tra l'altro questa è un'altra cosa nuova che sta facendo il Napoli. Prende Ostigard l'anno scorso, Norvegia, prende lo svedese Cajuste e prende il danese
Lindstrom, tutti dicevano manca la Finlandia, i rumori, ci vorrebbe un Litmanen, grande numero 10 Litmanen. Dai, mancano 25 like, forza. Davide, riscrivimi perché stanno scorrendo veloci, non lo vedo. Torno indietro, eccolo qua, forse è questa? Questione numeri giusti. È dettata anche dal modulo di gioco. Con l'arrivo di Lindstrom non si potrebbe provare un 4-2-3-1, un 4-3-2-1? Sicuramente, Davide. È un pochino quello di cui stavamo parlando prima con la lavagnetta tattica. No, ma questi sono i fatti miei, non si può, perché poi scorre tutto. Ma non ci dovrebbe essere niente di male, sono gli amici abbonati, i vari gruppi, Guido, eccetera, eccetera. Allora, la lavagna tattica è questa qua. Si faceva il discorso di quando togli Politano, che sta bene sull'esterno, Kvara ama partire dall'esterno, Lindstrom è più forse uno che insieme ai Raspadori pensano di stare un pochino più dentro, quindi lo puoi scrivere 4-3-2-1. 4-2-3-1 e dipende se ne metti uno proprio, il triangolo dei centrocampisti lo inverti e quindi lo puoi leggere così, però veramente cambia pochissimo. Allora, 25 anni Foloruscio, allora no, però vabbè, magari ricordiamo che anche Di Lorenzo insomma, ci ha messo un po' per entrare nel calcio che conta. Mancano 8 like, ragazzi, è stata una live entusiasmante, emozionante. Il Napoli di Garcia rischia di essere ancora più fluido e siamo d'accordo, Gian, perché abbiamo avuto questa sensazione di anche un po' di duttilità ancelottiana, però vediamola bene, non in negativo, nel senso che se tutti fanno quello che devono fare, se tutti lasciano i like, facciamo una buona stagione anche qui, ma non riesco più a parlare. Lindstrom pare arrivi ad accelerazioni a 40 km all'ora, ma non pensi che debba mettere qualche chilo? Sì. Come Kvara per non essere troppo leggero? Sì. Dove si gioca molto a calcio e poco a calcio? Sì. È la prima cosa che ho detto. Dipende dall'orario. Ora! Vediamo se riusciamo a fare questa cosa. Anche un minuto. Dicevo, sì, i chili, perché la prima cosa che ho notato, qualcuno diceva 66 kg, qualcuno 62 kg, ma si vede dalla figura che è alto 1,82 m, ma è molto slim, è molto leggero. Ci va al contrasto, non credo che abbia paura di farlo, però se ti alzano da terra con più fisicità potresti soffrire e questi dribbling poi va a finire che ne fai uno in meno. Invece Kvara ha quella già forza proprio fisica, poi è aumentata anche quest'anno, dove lui va, a volte va in dribbling, ma a volte va proprio, sfonda col contrasto con la palla al piede. Ci deve mettere tutto questo Lindstrom, sicuramente. Bravi, siete forti, siete fortissimi. Harald Nielsen, me lo ricordo Nielsen, il primo danese che ha giocato nel Napoli. No, ma io stavo parlando di un altro Nielsen. Io sto parlando di Nielsen, il biondo che giocava in quel Napoli disastrato. Fu quello che andò in Serie B, se non sbaglio, o stavamo venendo dalla Serie B. Insomma, teneva un gran tiro il difensore centrale Nielsen. Qualcuno me lo dirà, mi dirà bene le cose, mi potete dire? Steiner Nielsen, bravo. E me lo ricordo benissimo perché ricordo in un'occasione ero allo stadio e Steiner Nielsen, vediamo se se lo ricorda pure lui. Io faccio multi-output device. Guido, te lo ricordi Nielsen? Come no? Non teneva un buon tiro, però non serviva a niente in difesa. Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio, dimmi tutto. E allora io ti vorrei dire un sacco di cose, non so quanto tempo hai a disposizione, noi siamo già 2 ore di live, però l'argomento del giorno è sicuramente il sorteggio, un'opinione volante su quello che è il sorteggio delle italiane. Io mi sono divertito in diretta con Tore perché avrei scommetto, io non scommetto, lo sapete, tra l'altro c'è il mio amico interista che mi rimprovera, ha detto vinceresti un sacco di soldi perché
detto Real Madrid sicuro. Il girone del Napoli è veramente scocciante, insidioso. Quello della Lazio è fattibile, poi sempre sulla carta, poi bisogna vedere il maestro Sarri che cosa si inventa. Chiaramente è molto equilibrato quello del Milan, però c'era da fare una considerazione. Il Milan è in terza fascia e quindi tu comunque una squadra di prima fascia, una di seconda fascia devi prendere, quindi il girone di Marzapane non lo potevano beccare. Noi abbiamo preso, diciamo, la più tosta, nobile della seconda fascia. Dovete considerare che il Real Madrid doveva investire 400 milioni di euro, poi sono diventati 500, adesso si pare che siano oltre 900 milioni di euro nella ristrutturazione del Bernabeu. 900 milioni di euro fa impressione solo dirlo, no? Sono proprio esplosi come costi. Ci sono questioni geopolitiche adesso, forse qualcuno in Italia si sta accorgendo con quanti anni di distanza che l'operazione del Paris Saint-Germain apriva la pista a quella che è l'operazione che adesso stanno facendo in Arabia. Un girone tosto del Napoli che parte da seconda, anche se come capitò al Milan quando ha vinto lo scudetto, anche se è in prima fascia. Quindi con Real Madrid, mi chiedeva Toro quante volte l'abbiamo affrontato? 2, no? 2-0 perdemmo a porte chiuse a Madrid, 1-1 con Butragueño che spense i sogni dei napoletani, e poi 1-3, cioè 3-1 in Spagna al Bernabeu col gol di Insigne che aveva illuso sul passaggio di Marek, e 1-3 con Sergio Ramos che di testa su calcio d'angolo, sembra un film di Fantozzi, ci punisce. È un girone duro. Si parlava della questione dello stadio del Real Madrid. Noi spesso ci siamo anche parlati in privato della questione, perché tutto quel sistema innovativo del campo che scende, che sale, però hanno avuto parecchi problemi. L'hanno rifatto 5 volte più nel terreno di gioco, addirittura dopo i mondiali 2 partite lo rifecero, poi l'hanno rifatto altre 3 volte. Io non vorrei che fosse, cioè, sicuramente è bello tutti quegli uffici, i palchi, le suite, i ristoranti panoramici, quelli sicuramente sono all'avanguardia. Il sistema del campo retrattile all'avanguardia. Io non vorrei che quando chiudi troppo questi stadi, perché poi 5 volte più una chiaramente era obbligata quando l'hanno fatto i lavori dall'interno, sono veramente tante, vedremo, non è un problema nostro, se anche quest'anno avranno problemi di ricircolo d'aria, cioè da un punto di vista chiaramente della struttura, è una struttura iper funzionale che fattura molti soldi. Dal punto di vista del terreno di gioco dobbiamo vedere se poi avrà problemi, perché ne hanno avuto veramente tanti, nonostante questo sistema semi ormai come quello di San Siro, no? Ibrido, metà superficie naturale, metà superficie sintetica, perché però diciamo non è un problema nostro. L'investimento però, ragazzi, 900 milioni solo di ristrutturazione, si sta andando verso qualcosa di, oltre che eticamente ingiusto, qualcosa di sproporzionato, perché poi chi si può permettere un prestito di 900 milioni di euro per ristrutturare uno stadio? La Juve, che ha avuto quel bel regalo dalla politica, eccetera, ha speso, poi in realtà non proprio speso, vabbè, diciamo che lo stadio è costato Chievo, 120 milioni tra abbattimento, ricostruzione e acquisto. È piccolino, 40.000 posti, anche un po' claustrofobico, però sono 120 milioni uno stadio nuovo. Diciamo che ci sono stadi che ci paiono costosissimi, no? Che costano 300-400 milioni di euro. Sembrava che lo stadio più costoso fosse quello che ha rifatto il Tottenham, no? Che era quasi, mi sembra, 900.000 sterline, che è quello veramente avveniristico, ma stiamo parlando di una ristrutturazione di 900 milioni di euro, non uno stadio costruito ex novo, quindi gran parte della struttura esistente. Sono migliorie importanti. Però non credo che questo sia l'argomento all'ordine del giorno. Bisogna vedere il calendario, perché il calendario è importante. Si è fatto male Vinicius, che per il Real Madrid è una pedina veramente importante. Chiaramente hanno una rosa ragguardevole, diciamo così. Però Vinicius non è un giocatore che sostituisci, non è che va Valerio o va Guido lo sostituiscono, quindi averlo e non averlo non è la stessa cosa. Quindi domani, mi sembra, entro le 12 devono pubblicare il calendario con le partite. Termine insidioso, è giusto, perché Braga e Berlin possono rivelarsi delle sorprese.
Sì, mi permetto di dire insidioso perché immagino qualcuno dirà, ormai conosco i colleghi, il miglior girone che poteva capitare a Napoli, qualcuno si faccia... qua è disonesto però, io ma ti non becchi il ringrazio. Real come secondo non può essere mai il miglior girone che poteva capitare. Soprattutto un Real che deve fare molti punti, molti soldi, che deve cominciare a rientrare questo investimento mostruoso. È insidioso, è perché poi sono due squadre di terza e quarta fascia medie, chiaramente non sono Real Madrid, però non sono proprio materassissima, comunque una squadra tedesca, potevamo prendere il Copenaghen per dire. È insidioso, cioè una squadra è insidioso perché te la giochi per il secondo e il terzo posto e quindi con gli altri due devi fare il massimo. Se non fai il massimo devi sperare che Real Madrid faccia il vuoto e chiaramente però insomma è insidioso. Bisogna vedere il calendario, perché poi se sapete il calendario è particolare, essendo solo 6 partite, a volte noi abbiamo visto delle schifezze inenarrabili nelle ultime 2 giornate. Negli anni abbiamo visto squadre qualificate con 6 punti e 7 punti e noi non ci qualifichiamo con 12. Quindi bisogna vedere le 2 partite, quelle consecutive, dove becchi la stessa squadra, no? Chi è quella stessa squadra? Perché se Real Madrid è una cosa, se becchi il Braga è molto più conveniente avere quello scontro che tu fai in casa e fuori casa. Quindi il calendario in un girone così breve a 6 è importante. Sono abbastanza d'accordo con Nicola che sulla carta quello dell'anno scorso era un po' più spaventoso, perché oltre al Liverpool, che era da considerare insomma una delle favorite, anche le altre due con storia, insomma, però abbiamo fatto il vuoto l'anno scorso. Sì, anche abbiamo beccato un Liverpool che era, non possiamo manco chiamarlo in ristrutturazione, cioè era a fine ciclo di alcuni giocatori. Il Liverpool in questi anni ha raccolto di meno di quanto meritasse, sia in Europa, in Europa anche per delle schifezze incredibili, e anche per delle papere poverine del portiere. La prima volta non avevano colpa, la seconda volta che si infortuna Alisson, e anche ha perso degli scudetti con punteggi mostruosi per un solo punto, quindi insomma un anno ha vinto tutti e 6 tornei in un anno diciamo quasi solare. Ci stava che insomma fosse un po' a fine di un ciclo super mostruoso, però chiaramente è una squadra che ha un blasone enorme, una grande tradizione, un allenatore meraviglioso, un pubblico ipercaldo però sì, sulla carta è vero quello che ha detto l'amico Bellino, sulla carta era molto più nobile il girone dello scorso anno. Francesco, che credo stia facendo un pochino di ricerca anche con gli incroci con il calendario con la Serie A, rischiamo di giocare in fila contro Atalanta, Real, Inter e Juve, mamma mia, che sono tutte bestie scoccianti. Considerate che poi insomma io per la vostra gioia mi preservo della mia presenza per tanti giorni. Oggi sono una situazione metà e metà, perché non è proprio lavoro, però è una serata privata che ho promesso alle mie 2 nipotine, quindi posso insomma andare con calma. Per il campionato parleremo, perché questo è un campionato dove bisogna, ve lo anticipo, rimanere il più possibile, più a lungo possibile agganciati al treno, che sono 2 le squadre che lottano per lo scudetto. Togliamoci le 7 sorelle, 8 sorelle, Inter e Milan. Non penso che la Juve già quest'anno rivinca lo scudetto, cioè dall'anno prossimo è pericoloso, ma tutto può essere, è appena iniziato, però insomma quelle 2 sono, quindi non puoi perdere con le piccole. Mi sembra abbastanza ripetitivo dirlo, però veramente ma l'abbiamo detto, è servito l'anno scorso comunque dirlo, perché si è stabilito come è andato quel campionato. Luigi ti chiede: non pensi che l'aggressione saudita sia scriteriata, priva di criteri sportivi programmatici logici, ma solo legata a una geopolitica raffona da regimi autocratici? C'è una regola, che non sto scherzando: quando giocate a poker non dovete mai giocare a poker con dei portafogli diversi. Molti dicono ho avuto una serata sfortunata, eccetera. È una regola fondamentale, si gioca tra amici, a volte a carte si perdono amicizie incredibili, però se organizziamo una partita, Valerio, Tore, io eccetera, e arriva un amico di Valerio che lavora a Silicon Valley, che guadagna non so $750,000 più benefits non può sedersi al tavolo con noi.
perché comunque è totalmente sbilanciato. Perché vi sto dicendo questa cosa qui? Una cosa è che tu scommetti con una certa serenità anche $300 di mano, cioè, lei ci pensa un attimo, anche se c'ha poker servito. Che perché vi sto dicendo questo? Perché è un errore sottovalutare certe cose, perseverare proprio da idioti. Quella zona anni fa ha incominciato a investire in un settore che per loro non esisteva, no? Fate conto che poco più di 10 anni fa quanti gran premi c'erano nei paesi mediorientali. Quando si fece il primo Gran Premio, i miei colleghi, questi qua, l'anello, il bottiglino, le sabbie, facessero i dromedari, eccetera. Adesso sono 5-6. Anni fa hanno incominciato a investire in un settore dove c'hai le Maldive, le Hawaii, Giamaica, eccetera, ovvero quello del turismo di lusso. Hanno costruito intere città. Dici, tu ci andresti a vivere? Sono altre questioni, no? Nel senso che loro hanno incominciato a investire in settori strategici prima ancora che entrasse, semmai entrerà, può darsi che noi nella nostra vita terrena non lo vedremo, in crisi il petrolio. Quindi sono già avanti. Detto. Allora, questo sottovalutare perché portano il coso, è molto sbagliato. Su questi decidono di investire seriamente nel calcio. Allora, l'operazione Presidential Man, io l'ho scrissi, però vieni preso per un imbecille. Poi in realtà, quando io dissi questi organizzeranno un mondiale, hanno organizzato un mondiale. Qualcuno, io non pretendo le scuse, c'è quello che vuole le scuse da noi perché il Napoli deve essere comprato, vabbè. Quindi non è l'operazione della Cina che è disorganizzata, e la Cina ha anche un altro sistema politico che è diverso da loro. Mi permetto di dire diverso, quindi non permetto di dirmi giusto, sbagliato, meno democratico, però è diverso. Quindi io non posso sapere se ci metteranno 5-10 anni, ma se fanno 2-3 anni in un anno questi hanno portato una trentina di giocatori dopo Cristiano Ronaldo, e non tutti a fine carriera rispetto. Sì, il caso Lega potrebbe anche aprire a discorsi di nuovi giovani che dici io me la faccio l'esperienza adesso e poi magari punto a rientrare in Europa. C'è l'Italia che ha dovuto inventarsi la Supercoppa con 4 partite per andare a elemosinare 4 spiccioli di 4 partite. Cioè la Supercoppa italiana che si giocava quando è stata inventata nello stadio della squadra vincitore del campione d'Italia, adesso è a chi ci offre qualche euro, qualche milione di euro per rimpinguare le casse. No, io non la prenderei come un'operazione di stupidi. E il punto è che loro hanno moltissimi soldi, quindi possono far saltare il banco, ma non sono moltissimi soldi che sprechi. È chiaro che sono cifre, stipendi che tu dici sono fuori quota, alcuni anche per il mercato inglese. Però è quel discorso, perciò ve lo dicevo, non ti puoi sedere al tavolo di poker con portafogli diversi. Ecco, noi se li trattiamo come, lo dico con simpatia, assolutamente non ho nessuna forma di mancanza di rispetto o razzismo, semmai qualche collega mia, questi beduini idioti, stupidi, siamo superficiali, oltre che chiaramente razzisti, ma siamo molto superficiali, perché invece ci stiamo andando a sedere al tavolo del poker, noi che abbiamo pochi dollari o euro, no, non ci sono più i marchi, franchi svizzeri, visto che questi hanno soldi. È chiaro che tu offri 30-40 milioni. Poi possono pure continuare a giocare quando tu ti sei alzato dal tavolo, perché il mercato per loro è ancora aperto e quindi possono fare questo. Io starei molto attento, perché non vi sto dando un quadro catastrofista, moriremo tutti, cose, cioè, no. Semplicemente non valutiamoli con gli strumenti di chi, tra l'altro, in questi anni se non si è accorto di quello che capitava sotto gli occhi. Perché io mi dovrei fidare di una persona? Tu in 10 anni ti sei accorto che succedeva questo, calciopoli, là, tutta una narrazione assolutamente fasulla, che è un film di Hollywood, è molto più credibile, ma meno fantasioso nella sua perversità, e io adesso devo credere a te perché li tratti come degli imbecilli. Sarei un po' prudente. Questa è un'operazione geopolitica, non ha niente a che vedere col calcio. Il calcio è uno strumento, come lo sono stati i Gran Premi, come è stato l'investimento nel settore immobiliare, vedete quanto adesso delle vacanze.
perché e tra l'altro adesso non sono più dipendenti dal petrolio, perché il settore del terziario, del divertimento, comunque produce utili enormi da soli, e quindi se questi cominciano a produrre utili enormi per il calcio, cioè noi non abbiamo chiuso i diritti delle TV perché la Juve doveva salvare il mondo eccetera a 700-800 milioni e si sperava 1,2 miliardi. Questi si rendono un campionato attrattivo, altro che gli sponsor, la Superlega, non c'è bisogno della Superlega, farà. Esatto. L'ho detto, sai qual è l'unico punto, Valerio, scusa sono stato lungo, però questa è la cosa, l'unico punto debole che hanno non è manco la questione romantica di Zelinski, quanto l'amiamo quel giocatore, e io ho detto quando capirà l'Inghilterra quella è la fine del calcio, non hanno lo storico che non abbiamo più in Italia, perché essendo legati a questo odio che è volgare, a gente che gode perché ha perso la squadra, non puoi festeggiare il Napoli, c'è uno iscritto, loro non hanno la tradizione, no? Cioè pensate a squadre come il Newcastle, il Liverpool, Aston Villa, no? E quindi una tradizione tra padri, nonni, figli, di racconti, di epici, quello gli manca. Però noi l'abbiamo distrutta in questi anni, che invece c'era perché era bella, nobile e anche estremamente romantica, perché abbiamo dato retta a determinati colleghi che hanno fatto solo la narrazione dei perdenti e dei vincitori, la Juve, tutto il resto è perdente. Non funziona così il calcio, perché ci sono dei valori nello sport che vanno molto al di là della vittoria, che però noi, questo ci penalizzerà, abbiamo totalmente piallato negli ultimi 10-15 anni, e che in Inghilterra no. Vedi, fu la prima nazione in una notte a insorgere per questa finta Superlega, perché quello è l'unico punto debole che hanno. Però se uno non se ne accorge che quello è l'unico punto debole e quindi non contrasta, perché ho detto l'errore è farlo, sottovalutarlo, non li puoi contrastare con i soldi, devi contrastare con un recupero non solo della narrazione ma dei valori fondamentali che si trasmettono con lo sport, anche di nonno, nipote, figlio eccetera. Se non fai questo hai perso. Chiaro. Fabio che ti salutava e ti diceva insomma la questione del ranking che poi porterà quanto ne abbiamo parlato ed eri solo, bisogna dirlo, nessuno se n'era mai fregato della questione del ranking, e scopriamo adesso che anche un punto in più sposta tutto, che pareggiare anche quando sei qualificato è importantissimo, perché al momento, ripetiamolo bene, per partecipare al mondiale per club l'Inter pare sia dentro per i punti accumulati, il Milan ha più possibilità di scavalcare la Juventus e il Napoli deve arrivare come minimo in semifinale, ci diceva Fabio, per poter sperare. Ma c'è anche la Roma davanti, Valerio. Ma devono spiegare se prendono in considerazione i punti di Conference e di Europa League, perché se prendono solo in considerazione quelli della Champions, la Roma è fuori. Sì, è chiaro perché dipende, però comunque conviene far bene il più possibile in Europa. Noi purtroppo abbiamo i 2 punteggi scadenti che sono proprio quelli di mezzo, che quindi verranno scalati fra 2 anni e 3 anni, quindi non puoi migliorare, perché adesso l'anno prossimo scaliamo il quartultimo, che è ancora buonino come risultato, ottimo è quello dello scorso anno, che almeno ci porteremo per 5 anni, ma i 9 e 10, ricordiamoci, anzi 10 e 9 usciamo dalle coppe, ce li piangiamo per alcuni altri anni. Sì. Nel frattempo mi è arrivato un messaggio vocale, quindi quest'anno facciamo anche messaggi vocali. Valentina. Allora Vale, ti confermo che rappresentanza non ce n'era, delle altre squadre sì, ho visto mi pare qualche rappresentante delle altre squadre italiane di sfuggita, però vabbè, tenevo un occhio su Sky, un occhio sulla live, quindi in realtà può essere pure una giornata buona. Però sì, del Napoli non c'era nessuno come al solito, e niente, vabbè ragazzi, il girone insomma mi sembra di buon auspicio, niente, penso che ci divertiremo sicuramente, anche perché con Real alla fine è sempre una partita divertente da
da vedere e da giocare. E niente, mo scappo, finisco di recuperare la live stasera. Un bacio a tutti. Un abbraccio a te Valentina, ti accorgerai poi dopo che ho recuperato con ritardo il messaggio vocale. Sì, Guido, perché avevo chiesto io alla chat, visto che ho guardato su Paramount il sorteggio, se c'erano i rappresentanti del Napoli, perché era una curiosità che ovviamente tutti gli anni mi viene, e Valentina pure ci dice che non c'erano rappresentanti del Napoli al sorteggio. È una cosa che io non capisco, non È una capisco. grave, come possiamo chiamarla, disattenzione, mancanza. Ti interessa, non ti interessa, perché poi ti lamenti e li attacchi in continuazione, però vuoi arrivare in finale di Champions League perché poi ti conviene, però se fai vedere almeno che ci sei, non lo capisco. Vedi Valerio, quando sei leader... Ho perso l'audio. Ci sei? Ok, vai. Quando sei leader, sperando che tu sia un leader eticamente corretto, ti puoi permettere di dettare certe regole, non necessariamente imponendone, no? Con la forza, no? Però sei un punto di riferimento. Quando non sei leader, prima devi diventare leader. Allora, se tutti hanno anche ex bandiere, no? Pensiamo a Franco Baresi, che giocatore, no? Che classe. È inutile che li nominiamo tutti, no? Ma hanno inquadrato tantissimi esponenti, dirigenti, cioè Baresi più volte, perché comunque Baresi è una leggenda del calcio. E quindi non è manco la regia nostra, ho detto che è come se ci fosse un Careca che comunque ha avuto una carriera meno lunga nel Napoli. Io ho sempre detto, noi avremmo potuto prendere Careca come ambasciatore, a parte si porta benissimo i suoi anni, lo trovo molto lucido e sfizioso, per nominare sempre Salvatore Ba. Ci sarà una ragione se tutti, no, se è importante poi le interviste, ma non è solo un fatto di immagine, e mi taccio per essere più breve. Ragazzi, poi queste occasioni formali a volte sono il presupposto per imbastire, anche se il mercato è chiuso, delle trattative, dei rapporti umani. È un'occasione, se uno non si vede mai, ci sono dei rapporti umani basati su un certo nobile concetto di stima, che dici, ma io piuttosto che Nali lo dico a Guido perché mi fido di lui, quindi senza quell'imposizione di raccomandazioni strane. Ho detto perché è una persona seria. Quindi non è solo la cartolina, sì, ti hanno inquadrato. E infatti, se uno poi legge le biografie, racconti questi, tante volte scopri, eravamo a cena lì, abbiamo questa cosa e non si era verificata, però noi abbiamo incominciato a parlare di Cacà anche in quell'occasione, perché poi dal vivo, non al telefono, cioè, quando io vado ai festival, è anche un'occasione di rivedersi o ai convegni con qualcuno, si creano quelle situazioni stabili, no? Perché poi è un'occasione di rivedersi, quindi secondo me sono occasioni sprecate. E poi ripeto, se lo fanno tutti, sono tutti scemi, non credo. Se tu sei la squadra che ha vinto 28 Champions League, io ho detto delle regole non scritte, intendo, e rompo gli schemi perché mi dovete seguire, anche questa cosa non c'è bisogno. Siccome non siamo riusciti a passare i quarti con quegli arbitraggi. Esatto, perché poi vedi Enrico dice quella partita rubata dal Milan è questo il motivo. Non può essere questo il motivo, perché Napoli non si è presentato neanche altre volte, cioè questo non è un motivo scatenante che cambia il modo in cui si comporta il Napoli. Il Napoli continua a comportarsi in questo modo, quindi non è per questo. Qualcuno diceva, ovviamente siamo all'ultima di mercato, la società è impegnata in altro, il Napoli non ha come immagini. Esatto, non dovrebbero essere quelli poi impegnati al mercato che poi devono andare lì. Baresi non fa il mercato per il Milan, non lo deve fare Zanetti. Non, con tutte le educazioni di questo mondo non l'accetto, perché potremmo, se no facciamo il Salvini della situazione, fare un elenco infinito. Vi ricordo quella Platini eccetera, erano neri, non solo, perché c'era ancora lui, quella famosa semifinale, no? I sorteggi di finale che hanno un cerimoniale ancora più spaparacchioso, più spettacolare e formale, quando a un certo punto poi sul palco chiamarono i vari dirigenti, c'erano 3, mancava il Napoli, erano tutti scuri in volto, perché quella è proprio una mancanza di rispetto. Avevamo 2 arbitraggi tremendi, perché non è solo quello all'andata, ma pochi si ricordano
i 3 rigori non dati clamorosi al ritorno, un fuorigioco chilomenico fischiato che non era fuorigioco, quindi l'elenco è infinito, potete prendere, chiudere gli occhi con una matita e beccarne una, sono troppi, ogni volta dici c'è il mercato, c'è l'influenza, però una persona puoi mandarla, puoi mandare, non tutti sono impegnati nel mercato, puoi mandare il vicepresidente. Che cosa serve? Perché il vicepresidente c'è Chiavelli che è l'uomo lo scouting, ma vicepresidente, puoi mandare Staracci, vi dico. Qualcuno lo diceva più che altro come battuta, e Fabio diceva forse lui ha visto Micheli, il che se poi è andato Micheli mi fa capire che Micheli sta prendendo un ruolo in società molto più importante di quello di solo scouting, perché lo però vedo dobbiamo anche... verificare questa notizia, nel senso, se sì, vera, sì, è una buona notizia. No, però vera, significa che sta diventando veramente lui il nuovo Giuntoli, nel senso che non solo fa scouting, lo vedo anche accompagnare, andare a prendere i ragazzi, i nuovi giocatori all'aeroporto, occuparsi di tutte queste cose, quindi molto più Micheli, zero Meluso, che abbiamo visto solamente parlare prima della partita, insomma, con le televisioni, e poi basta. E poi ancora non si è capito la figura del club manager di Sinicropi, che è stata la nuova figura poi introdotta poteva andare lui dalla società. Ripeto, se la notizia fosse confermata, il ragionamento di Valerio è corretto, senza nessuna faziosità e retorica, però dobbiamo verificare la notizia senza, ripeto, nessuna faziosità e retorica. Se non fosse vero, il ragionamento di Valerio non si può basare su non si può fare, esattamente. Amici miei, amico mio Guido, io ti ringrazio per essere passato, giusto per salutarci, visto che siamo a 2 ore e mezza di live. Io ho detto domani spero ci sia conferenza, perché è un'altra cosa che mi manda i matti che non fanno la conferenza. Speriamo che domani ci sia conferenza. C'hai notizie in merito? Non lo so se hanno aggiustato. No, è più sul lì, però speriamo che ci stupiscano, okay, anche perché vi posso dire che io apprezzavo, e quindi insomma, Garcia, perché lui preferisce farsi chiamare così, quando era alla Roma, lo trovo di una simpatia incredibile, ma non la simpatia perché uno deve fare il Woody Allen Dantana, nel senso che perché poi è anche tosterello nelle cose che dice, quindi è una grave, diciamo, lacuna che poi si crea non solo per tutti noi. Intanto dice le cose dritto per dritto, a volte scontentando, no? Perché lui disse Kim non c'è, Pumfi, no, ma è e poi è estremamente godibile, quindi ci privano di informazioni utili, ci privano di crescere calcisticamente nell'analisi, nella comprensione di certi meccanismi del prima, durante e dopo di una partita, e poi ci privano di una simpatia di un uomo, tra l'altro è molto colto, che offre grandi spunti, quindi è un peccato. Cioè, io manifesto tutta la mia ammirazione e simpatia, ma lo facevo quando lo vedo molto tosto, ha una bella carta da pelare. Io ribadisco e lascio andare Valerio, oppure io dalle mie nipotine. Per me la stagione del Napoli è trionfale se portiamo a casa un trofeo, anche quello cosiddetto minore. Ci terrei molto alla Coppa Italia, così superiamo la Fiorentina, aggiungiamo quota 7, Coppa Italia. Terzo posto, e vi spiego perché quarto parte, cioè arrivare davanti alla Juve, Inter Milan, e fare una onorevole, a questo punto sarà molto tosta Champions League. Questa pressione, ne parleremo con calma, che noi siamo i favoriti, non lo siamo mai stati, un solo anno nella nostra storia siamo stati favoriti, quel maledetto 88-89, quando perdemmo ai danni del Milan, eccetera, ed erano veramente più forti. No, non lo siamo storicamente, tutta questa narrazione, ma l'anno scorso abbiamo vinto con 727, poi ne parleremo. Basti pensare, ragazzi, che delle 7 più una sorelle, una sola squadra, società, ha cambiato allenatore, e cambiare allenatore può dare nuovi stimoli, però qualcosa pure paghi in termini, no, di certi meccanismi. Abbiamo cambiato allenatore, preparatore, direttore sportivo e direttore marketing. È la società che ha cambiato di più. Esatto, mentre si sottolinea spesso che abbiamo cambiato solo Kim, ma tutto il resto
Ma cambiare allenatore non può. Inzaghi il terzo anno, Pioli quinta stagione, Italiano il terzo anno, Sarri il terzo anno, Mourinho il terzo anno, Allegri il terzo del secondo ciclo, Gasperini 900 anni sulla, sono tutti nell'anno giusto, il terzo quando tu raccogli i frutti, e questo comunque non lo puoi escludere dalla considerazione di tutti gli elementi che ti servono, no? Poi bisognerà vedere se saranno molti più gli elementi positivi degli stimoli che riuscirà a dare ai giocatori, non facendoli mai sentire sazi, anzi ridargli una fame quasi atavica che hanno avuto l'anno scorso, o gli elementi che a volte servono un po' di mesi per l'ingranaggio. Ecco perché vi ho detto dobbiamo rimanere a più lungo possibile agganciato al treno di quelle due. Questa è la chiave di lettura. Buona serata a tutti e buona serata alle amiche Bellini, agli amici Bellini, a Valerio e anche tutti quelli che diranno che il girone è più facile, l'abbiamo beccato noi perché ci saranno. Un abbraccio, Guido, a presto. Amici miei, vi abbraccio, vi bacio. Mi chiedono di un 4-2-3-1 selvatico con Raspa centrale, Kvara, Lindstrom, Ali, due centrali Anghissà e Cajuste. Secondo te è fattibile? Sì, al di là dei trattori, io ce lo vedo bene anche con Lobotka a posto di Cajuste. Lobotka Anghissà per me va bene. Non sottovalutiamo il lavoro di recupero dei palloni che fa Lobotka. Io vi aggiungerò nuovi numeri a quelle che sono le analisi tattiche, perché dobbiamo capire bene quanto effettivamente sta cambiando il Napoli con Garcia, che secondo me non è tutto vero quello che ci stanno raccontando. Facciamo parlare il campo. Vi abbraccio tutti, è stata una bellissima live, abbiamo raggiunto dei numeri pazzeschi, è un martedì pazzesco, non posso aggiungere altro, direi sigla. Sigla. Il girone comunque è tosto, però se la può fare.